Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Siamo in diretta anche per questo lunedì 23 agosto per aggiornarvi su tutti i fronti dell'attualità della politica e della cronaca. In attesa di collegarci con Marghera alle 12:30, il punto stampa di Zaia su Covid e vaccinazioni, ma non solo. Però dobbiamo cominciare inevitabilmente dalla cronaca, perché ci sono tanti aggiornamenti. Torna l'incubo delle rapine nella Marca, una rapina in casa a Chiarano nella notte tra sabato e domenica, quando due malviventi armati di coltello e con il volto travisato con dei passamontagna hanno sorpreso in casa una 61enne della zona, una donna sessantenne. Quindi i malviventi sono entrati da una finestra lasciata aperta sul retro dell'abitazione. La vittima della rapina è stata immobilizzata e minacciata con un coltello. I polsi le sono stati legati con delle fascette di plastica. Gli stessi si sono fatti poi consegnare una somma di circa 200 euro e vari monili in oro. Indagini sono in corso a 360 gradi da parte dei carabinieri della stazione di Cessalto e del nucleo operativo della compagnia di Conegliano. Noi ci stiamo recando sul posto e ovviamente tutti gli aggiornamenti ve li daremo in diretta nel corso di questa trasmissione. Ci sono poi gli incidenti stradali, gli incidenti sulle strade del Veneto in un fine settimana da bollino rosso, e è di un ferito gravissimo il bilancio dell'incidente che è avvenuto ieri sera alle 22:35 a Schio, siamo nel Vicentino, dove una donna ottantenne di Valli del Pasubio alla guida di una Mercedes classe A stava percorrendo via Rovereto in direzione Valli appunto del Pasubio, quando giunta all'altezza dell'intersezione con via Generale Achille Papa non è riuscita a evitare l'urto con un ciclomotore Malaguti condotto da un ragazzo 19enne di Schio che nel frattempo si è rimesso in una laterale. A seguito dell'urto il giovane è caduto a terra, ha perso i sensi. Sul posto il suo M118 che lo ha rianimato. Il giovane è stato poi trasportato in prognosi riservata all'ospedale di Vicenza. Quindi questo l'aggiornamento, le condizioni sono ancora gravi. Tra l'altro questa mattina siamo all'altezza di Monselice in A13, abbiamo le immagini, possiamo mostrarvele. C'è stato un tamponamento tra un pullman e un camion. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le code sono state lunghissime, la viabilità è andata letteralmente in tilt, e questo a seguito, vi dicevo, di un weekend da bollino rosso con i dispositivi delle forze dell'ordine dispiegati su tutte le principali arterie del Veneto. Disagi si sono registrati dalla Treviso Mare alla 27 per i soliti cantieri nella galleria del Monte Baldo. Fatto sta che poi ci sono stati disagi anche sulla strada regionale Feltrina e più in generale su tutte le direttrici per il mare e la montagna. Era un weekend per l'appunto con allerta elevata, contrassegnato dal controesodo estivo. Tra l'altro c'è un'allerta maltempo anche per la giornata di oggi, resta soprattutto nella zona dell'Alto Piave, quindi soprattutto nella zona del Bellunese in provincia di Belluno. Ed è stata una giornata difficile anche sul fronte dei soccorsi in montagna, perché sono ancora gravi le condizioni di un alpinista veronese precipitato nel pomeriggio di ieri sulla Moiazza, siamo nell'Agordino. Si tratta di un 56enne di Garda. L'uomo nella caduta ha superato il compagno di cordata fermo in sosta, che si è poi calato
riuscito a raggiungerlo. Sul posto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, gli uomini del soccorso alpino, è stato poi portato all'ospedale di Belluno e restano gravi anche le condizioni del ragazzo di 24 anni vicentino precipitato sabato sera per 200 metri nella strada delle 52 gallerie a Valli del Pasubio. Si trovava in escursione con degli amici. E una domenica difficile sul fronte dei soccorsi anche nella zona del lago del Corlo. Siamo nella frazione di Rocca, in comune di Arsie, quindi nel bellunese, dove si è ferito gravemente un turista olandese classe 1962 in via Lago poco dopo le 14. Si trovava a bordo del suo parapendio quando, per cause in corso di accertamento, è finito sui cavi elettrici, poi è precipitato su una copertura. Sul posto è intervenuto l'elicottero di Treviso Emergenza. Questi i doverosi aggiornamenti sul fronte della cronaca. Come vi dicevo, poi ci collegheremo in particolare con Chiarano per capirne un po' di più di questa rapina dai contorni davvero inquietanti. Una donna di 60 anni legata e immobilizzata da malviventi che le sono entrati in casa con un passamontagna. E vi ricordo anche alle 12:30 il collegamento con il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nelle ore in cui c'è un certo dibattito attorno all'obbligo vaccinale, perché la comunità scientifica sta dando appunto questa indicazione. Molte sono le voci autorevoli anche all'interno del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, questo per mettere in sicurezza l'autunno, il rientro in classe e quant'altro. E su questo verte il nostro sondaggio di oggi. Vi stiamo chiedendo: gli scienziati spingono per l'obbligo vaccinale, è giusto o no? Se è giusto, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no non è giusto, il numero è quello in rosso, 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. Questo il fronte caldo di giornata, almeno per quanto riguarda il dibattito politico e non solo interno. L'esito del sondaggio questa sera nel corso del nostro telegiornale di Treviso. E poi ovviamente c'è l'Afghanistan, con tutto il carico di dolore che questa emergenza umanitaria si porta appresso, con i dubbi poi sul nodo dell'accoglienza, nodi che sono soprattutto operativi. In questi giorni abbiamo parlato con tanti sindaci e ieri sera vi abbiamo raccontato in presa diretta anche il flash mob che è stato organizzato dal Comune di Treviso con la Commissione Pari Opportunità in Piazza dei Signori, un flash mob che ha visto una nutrita partecipazione di cittadini, di semplici cittadini, ma anche esponenti politici, sindacali, per lanciare un messaggio di speranza, di vicinanza, di solidarietà al popolo afghano che è ripiombato nell'incubo talebano. Testimonial, chiamiamola così, di questo flash mob, di questo evento in Piazza dei Signori è stata Maria Kurashani, una donna afghana molto coraggiosa che si trova qui con noi. Buongiorno Maria. Buongiorno. E con Maria c'è anche Valeria Zagolin, che è presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso. Buongiorno, Zagolin. Ecco, grazie innanzitutto per essere qui, per portare una testimonianza diretta di quello che sta succedendo in Afghanistan. Maria, da quanto sei in Italia e qual è la tua storia? Ok, io sono in Italia dal 2016, diciamo da 5 anni, e da 3 anni che sono in Venezia e ho iniziato la nuova vita qua in Venezia, avere un lavoro e lavorando, portando la vita avanti. E la mia storia è che io sono uscita dall'Afghanistan in un momento che non era in pericolo come adesso, ma comunque la società e il paese era in difficoltà, e
incasinato un pochino, in modo che il governo non era neanche in quel momento stabile e non vedevo nessun futuro per me, per la mia famiglia, che era più importante la mia figlia. Ho deciso di uscire e fuggire. Sei praticamente fuggita con la tua famiglia sostanzialmente e sei subito arrivata qui a Venezia? No, primi 2 anni sono stata a Roma per vedere, per capire come devo muovermi e come devo iniziare la vita. Quindi primi 2 anni sono stata a Roma, poi ho trovato quella opportunità, quella possibilità di venire qua e iniziare un lavoro che a me mi piace anche adesso. Tu adesso sei imprenditrice, tra l'altro lavori con il fratello di Zahra Hamadi, sì. la ragazza veneziana di cui tanto si è parlato in questi giorni. Sì, siamo soci, sono entrata nella sua società nel 2018, a parte che è un lavoro che io posso andare avanti e portare avanti la vita, e l'idea di quel progetto che era, per me era un'idea fantastica. Comunque quella idea di lavorare, di integrare tutti i migranti che per qualsiasi motivo scappano dal loro paese e vengono e fuggiscono a altri paesi. È un come progetto Italia. di ristorazione, come si chiama, mi ricordi? Orient Experience. Il progetto è sempre di integrazione di tutti i rifugiati, che abbiamo sempre, quello avevamo e abbiamo anche adesso, quello contatti con centri accoglienze per far entrare nuovi emigranti di lavorare e collaborare con noi. Perché l'integrazione si fa con il lavoro sostanzialmente. Sì, è che come che era per me, io lo trovo anche meglio per tutti gli altri, in base che iniziando un lavoro, iniziando di essere in società, in contatto con italiani, con dove abiti, è importante. È lì che ti trovi e sai chi sei e cosa devi fare. Comunque per noi, per tutti noi che veniamo e fuggiamo qui, il punto è iniziamo la nuova vita, quindi da zero. Maria, tu hai a Kabul i tuoi genitori, la tua famiglia. Noi in questi giorni abbiamo visto le immagini terribili che arrivano da Kabul, in particolare dall'aeroporto della capitale afghana. Abbiamo anche le immagini di giornata che sono trasmesse dai principali network internazionali. Com'è la situazione? Soprattutto tu sei in contatto con i tuoi genitori? Sì, io ho tutta la famiglia lì, la mia madre e i miei fratelli con la loro famiglia, che hanno bambini, ragazzine giovani che sono ancora lì, e tutti da quel giorno che sono venuti i talebani sono tutti a casa della mia madre. Prima di venire qua ho sentito anche loro che erano spaventate e volevano scappare in qualche modo, volevano andare all'aeroporto per uscire. La situazione ogni giorno che passa diventa più dura, nel senso che i primi giorni i talebani erano tranquilli, non erano tanto violenti, dicevano va bene, siamo buoni e non saremmo come prima. E invece da 2 giorni che con la notizia che sono entrati anche ISIS, e ieri che ho letto un'altra notizia che Anas Haqqani, c'è un altro gruppetto che esisteva in Pakistan, nella parte di frontiera Pakistan e Afghanistan, anche lui in qualche modo sarà nel governo, diciamo, dello stato di talebani. Diciamo che anche il fratello dell'ex premier Ghani ha prestato giuramento ai talebani, quindi la situazione si sta in qualche modo sta peggiorando ulteriormente. Tra l'altro proprio di queste ore l'ultimatum dei talebani agli USA, se gli USA resteranno oltre il 31 agosto reagiremo. Queste le parole del portavoce dei talebani mentre proseguono
gli scontri all'aeroporto di Kabul, dove è stato ucciso un soldato afghano, 20 le persone morte in questi giorni, stando ai dati in qualche modo ufficiali, nel raggiungere l'aeroporto di Kabul. Maria, tu vorresti portare i tuoi genitori, la tua famiglia in Italia, ti stai muovendo per questo? Sì, all'inizio dicevo, va bene, se facciamo qualcosa dobbiamo fare per tutto il popolo, non solo per la mia famiglia. Come la mia famiglia ci sono milioni di famiglie. E poi comunque un rapporto che è la mia madre, pensando che no, forse non lo vedrò più. Ho iniziato e anche ringrazio da qui a tutti gli italiani, a tutti che ci danno il mano e ci capiscono, che hanno contattato con noi, in qualche modo vogliono aiutarci, che più di me, se dico la verità, loro che si stanno muovendo. Se riesco lo farò, a parte della mia famiglia è importante adesso la vita di tutto il popolo afghano, sia uomini, donne, bambini. Ecco, ma chi è che rischia di più attualmente in Afghanistan? Le donne, i bambini? In questi giorni giustamente si parla tanto delle donne, le donne sì, come bersaglio dei talebani. Com'è la situazione? La situazione è dura e difficile per tutti quanti, diciamo dai ignoranti che erano le persone che provavano di sopravvivere in qualsiasi momento. Poi le donne, dopo delle donne, dei bambini, e le donne sì, sono importanti perché le donne andranno chiusi e saranno chiusi a casa, in modo proprio chiuso a casa. È come che i talebani ricopiavano ISIS, come che ha fatto in Siria, certo. Ha portato le donne come le loro schiave per i loro uomini. Hanno detto all'inizio che sono venuti in Afghanistan, hanno detto lo faremo anche con gli afghani. Le ragazze sopra 12 anni saranno le schiave dei nostri uomini. E poi c'è anche, soprattutto l'Occidente fa sempre molta impressione il burqa, no? Si parla tanto in questi giorni del ritorno del burqa, che dà proprio anche in qualche modo la dimensione della costrizione, la dimensione della prigionia, chiamiamola così, della donna. Tu sei molto giovane, quindi non so, l'hai mai indossato il burqa? Sì, sei certo. mai stata costretta a indossare il burqa? Sì, certo. Io, primo periodo che sono venuti i talebani, io avevo 7 anni, ero in prima elementare. I primi 2 anni va bene, ero una ragazzina, potevo uscire con un velo grande, ma invece l'ultimo anno che erano talebani, comunque ero una ragazzina un po', diciamo, sì, la mia mamma mi diceva, a parte che andavamo solo a casa di zio, nessuna parte. Io l'ho portato e anche un anno dopo di talebani l'ho portato per 2 anni, burqa. Quindi fino al 2002? Sì. Sostanzialmente, sì, perché sì, poi... scusa la domanda banale, ma com'è il mondo dietro a quella grata? Che sensazione si prova? È claustrofobia? Che cosa? La sensazione dietro di quel burqa è che non sei tu e sei un corpo che devi coprirti quando ti dicono che quando ti muovi, come devi coprirti e come devi stai a casa fuori. E che dietro di quello la sensazione è che non esiste una persona, tipo quando io lo portavo pensavo che io non sono io non esisto, io sono una che lo dicono, quando esci devi coprirti con una burqa. Ma tu eri giovane, sì, quando, sì. Che domande ti facevi? Cioè ti chiedevi perché proprio a me, perché io devo indossare questo burqa mentre magari mio fratello, il mio amico non lo deve fare? Te lo sei mai chiesta? Sì, io primi mesi non lo volevo. Non volevo uscire da casa. Ho detto, a parte che solo andavamo a casa di zio,
non volevo indossarlo, dicevo no, mi chiudo a casa e non voglio uscire perché non voglio, ma perché devo portarlo? È che non ero neanche pronta a quell'età, non ero mentalmente a quell'età di essere una giovane a indossare qualcosa in quel modo. Ma per forza la mia madre diceva, va bene, aspetti che vengano talebani a uccidere i tuoi fratelli e poi ti portano con sé. Era la risposta della mia madre. E invece se dico, devo dire anche quello che quel periodo non era difficile solo per me, che ero una ragazzina, era difficile anche per i miei fratelli. Erano maschi, io avevo 5 fratelli a casa, studenti dell'università e della scuola. Non era facile neanche per loro. Loro uscivano da casa, ogni tanto dimenticavano di mettere quello che i talebani hanno detto per forza dovete indossare. Dimenticavano di nuovo, tornavano, no, non possiamo, se no adesso ci picchiano fuori, perché la situazione non è solo difficile per le donne, per tutti quanti. Certo, è una costrizione generalizzata. Zagolin, è chiaro che di fronte a questi racconti, a queste testimonianze di vita vissuta sulla pelle viva, non ci si può girare dall'altra parte. No, sicuramente no. Devo dire che sono felice di aver incontrato Maria, che ci permette di avere appunto un rapporto diretto con la realtà, perché poi quello che leggi sui giornali comunque lo vivi in forma più distaccata di quando hai qualcuno che te lo racconta direttamente. E infatti devo dire che quando due persone, la dottoressa Morellato e la professoressa Schiavon, hanno avanzato all'assessore e a me la richiesta di fare una manifestazione, abbiamo immediatamente sposato quest'idea di dare almeno un primo segnale. Poi vedremo che cosa cercheremo di fare, perché con la solidarietà e con la presenza che abbiamo avuto ieri, appunto anche di enti, di sindacati, eccetera, cercheremo anche di capire se riusciamo a fare qualcosa di più concreto. Però ci sembrava veramente importante, sia a me che a Gloria Tessarola, l'assessore, dare questo primo segnale di presenza, di partecipazione e di attenzione. Poi resta intatto il nodo dell'accoglienza, i sindaci ne discuteranno con il prefetto, bisognerà passare anche dai principi poi ai fatti, all'operatività, no, sì, Presidente? Sicuramente, però intanto ci sembrava importante, nonostante il caldo, nonostante il periodo di vacanza, nonostante la mascherina, nonostante tutto, e devo dire che avendo visto la risposta della città devo veramente ringraziare tutti quelli che sono venuti con noi in piazza ieri. Diciamo che da Treviso è partito un messaggio importante diretto a Kabul, ma con Zagolin e Maria Curassani ci troviamo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio con Maria Curassani e Valeria Zagolin, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso. Ieri sera entrambe protagoniste del flash mob in Piazza dei Signori in solidarietà al popolo afghano. Maria ci sta raccontando la sua storia, da qualche anno è in Italia, ma i suoi genitori, i suoi familiari restano nell'inferno di Kabul. C'è questo grosso punto interrogativo e queste preoccupazioni che annidano ovviamente, Maria, la tua mente in questi giorni travagliati per un intero popolo. Zagolin, quali saranno le prossime mosse della Commissione Pari Opportunità? Ieri sera c'è stato questo flash mob, adesso cosa farete? Il flash mob è stato promosso dalla Commissione appunto Pari Opportunità del Comune e della Provincia di Treviso, quindi la prossima settimana abbiamo già previsto di vederci, perché dobbiamo anche aspettare il ritorno dalle ferie di alcune persone, quindi di vederci, di allargare questo obiettivo a quanti hanno già dato la loro adesione, penso ai sindacati, penso alle altre commissioni consigliari, per capire insieme come possiamo operare poi praticamente, al di là di questa prima uscita che siamo riusciti a realizzare. Che comunque è stato un segnale importante, anche perché bipartisan per certi versi, ha coinvolto diversi enti, diverse istituzioni, diversi anche credi politici. Maria,
Ti ho dato del tu, sono passato dal lei al tu perché sei giovanissima e quindi tu da giovane, ecco, ti ritieni una donna libera e soprattutto cosa significa oggi essere una donna libera in Afghanistan? Oggi, se parliamo proprio di oggi, donna libera non esiste più in Afghanistan, finita, donne sono morte già. Io anche ieri, durante la manifestazione, ho detto adesso le donne sono i corpi che respirano ma non sono vivi, perché non c'è più la possibilità di parlare, di presentarsi e di aprire la bocca e fanno sentire la loro voce. Quindi adesso non esiste proprio. Adesso donna libera in Afghanistan non esiste. Se parlo di me stessa, donna libera è che io qui mi sento libera in modo che dico chi voglio essere io, sto provando di essere quella persona. Ho la possibilità da qualsiasi persona che mi danno, dalla società, di tutti quanti, che divento chi voglio essere io. E invece adesso in Kabul, in Afghanistan, quella possibilità non si può dare a nessuno. Ma perché dopo 20 anni dalla caduta del regime talebano i talebani sono ritornati così in forza e in maniera così immediata? Significa che c'era un sostrato culturale, un appoggio da parte della popolazione? Perché sono ritornati in questa maniera? Allora, talebani, è caduto il loro regime prima perché sono intervenuti americani e paesi occidentali. Erano loro che hanno combattuto contro i talebani aiutando l'altra partita che era, diciamo, Mujahideen o Muhammad, noi lo chiamiamo così. Aiutando loro è caduto il primo regime dei talebani. Quindi erano occidentali americani che sono entrati nel paese dicendo che va bene, costruiamo un nuovo paese, un nuovo governo che sarà democratica, sarà la scelta alla base del voto, dei voti dei cittadini. Quindi secondo me l'unica cosa che hanno sbagliato, quella democrazia che volevano costruire lì in Afghanistan, le basi erano deboli. Non c'erano le basi. Proprio le basi, quindi non esisteva proprio una democrazia, per quello non avevamo mai un governo. È stato un gigante un po' dai piedi d'argilla. Sì, non era un governo stabile mai lì in Afghanistan, quindi un governo che non sarà stabile un giorno cadrà, che è caduto. Siamo sempre in attesa di collegarci con l'unità di crisi di Marghera, con il governatore Zaia, dovrebbe arrivare a minuti, ma ti chiedo, Maria, te la senti di lanciare un appello a chi ci sta guardando? Che cosa ti senti di dire ai veneti? Sì, certo, ho un appello, due anzi. Prima che già ringrazio a tutti quanti che ci capiscano, come signora Valeria che ci ha dato la possibilità, ha fatto sentire tutti quanti in che situazione stiamo vivendo noi. Io ho un appello che adesso è il momento che il popolo afghano hanno bisogno dell'attenzione. Stanno chiedendo una mano, date la mano a loro che riescono a alzarsi, magari adesso non è il momento di alzarsi, magari non vanno sotto. Noi siamo afghani, sono in una barca che sta andando sotto l'acqua, quindi date la mano che gli americani dovrebbero rimanere anche dopo il 31 di agosto? No, e hanno detto 11 settembre, poi hanno detto 31 agosto, che è finita lì. Quindi diciamo che il tempo scorre, c'è sempre meno tempo anche per evacuare i civili. Abbiamo tempo stretto. Se vogliamo fare qualcosa dobbiamo fare adesso. Se sarà tardi, sarà tardi.
sarà tardi, quindi per il popolo, per afghani sarà finita tutto. E temi per la vita dei tuoi genitori, per la tua famiglia? Allora, la mia famiglia sono ancora a casa, tutti quanti insieme, che, a parte delle mie nipote che oggi li ho sentito, stanno provando di uscire, andare all'aeroporto, dicono riusciamo a scappare, a entrarsi in un aereo, di uscire oppure rimaniamo lì, ma comunque stanno provando. Stanno provando a raggiungere l'aeroporto di Kabul. Tu che cosa gli hai consigliato? Allora, di raggiungerlo, di rimanere fermi al momento? Perché è pericoloso. È pericoloso, ho detto è meglio di stare a casa ferma. State a casa perché anche andare lì è pericoloso, perché a parte che ci sono tante persone fuori dall'aeroporto e bambini sono morti prima, è che i talebani in qualche modo sparano alle gente, che è successo 2 giorni fa, hanno sparato alle gente che erano fuori dall'aeroporto e sono stati uccisi 10 persone, a parte quelle 10 che sono morti normalmente. Sì, il bollettino ufficiale, dicevamo anche prima, parla di 20 vittime fuori dall'aeroporto, tanti feriti, ma più in generale poi quello che preoccupa anche è quello che sta succedendo nelle province più lontane dell'Afghanistan, perché non c'è solo Kabul, le zone d'ombra sono tante in un territorio che è grande. Sì, adesso stiamo parlando e tutti parlano solo di Kabul, in province lontane non si sa com'è la situazione. Io non ho contatti lì, ma è di sicuro che è più peggio di Kabul, e secondo me i talebani lì stanno comportando come che vogliono, perché non c'è nessun occhio su di loro in province lontane. Come che dall'inizio, quando sono venuti a nord dell'Afghanistan, come ho detto anche prima, quelle parole che dicevano che portiamo le ragazze sopra 12 anni come l'hanno fatto in nord Afghanistan, hanno portato le ragazze con sé. Sì. Quindi stanno cominciando anche a fare questo, insomma. Sì. Maria, grazie davvero. Noi ci teniamo aggiornati e grazie per la tua testimonianza. Grazie davvero Valeria Zagorina, Presidente della Commissione Pari Opportunità. Ci aggiorniamo ovviamente nei prossimi giorni per tutte le vostre iniziative. È arrivato Zaia, ci colleghiamo con Marghera. Un medico e anche responsabile di quello che è il 118, l'emergenza urgenza a livello regionale. E oltretutto coordinatore di tutto quello che è il movimento delle terapie intensive Covid, e quindi oggi darà uno spaccato dopo il mio intervento rispetto a quello che è rappresentato da quei 52 pazienti delle terapie intensive, rispetto ad alcuni fattori, la gravità, vaccinati, non vaccinati, le mortalità e tutto, quindi vi do tutti i dati in modo tale che ognuno possa, al di là delle leggende metropolitane, farsi un'idea con dati reali. Rispetto ai test, quindi abbiamo avuto nelle ultime 24 ore, anzi dall'inizio dell'infezione, 6.279.673 tamponi rapidi e 6.259.639 tamponi molecolari. Il totale dei tamponi dal 21 febbraio 2020 ad oggi è di 12.539.312, quindi 12 milioni e mezzo di tamponi realizzati, fatti, praticati. I positivi nelle ultime 24 ore sono 331. Sono 331 su 10.331 tamponi, quindi un'incidenza 3,20. Ovviamente non guardate questo dato di incidenza perché è relativo ai tamponi fatti. Numero dei positivi dall'inizio, dal 21 febbraio, 449.794. Dopo su questo dato faccio una riflessione, perché vorrei anche che poi anche il dottor Rosi dicesse la sua rispetto a questo. Positivi di oggi 12.839. In ospedale abbiamo 269 ricoverati, meno 1 nelle ultime 24 ore. I 269 sono così distribuiti: 216
in area non critica e 52 in terapia intensiva, invariato il numero. Se poi a questi 52 sommate i 3,49 che abbiamo non Covid, in totale in terapia intensiva in questo momento in Veneto abbiamo 401 pazienti, che non è una roba ordinaria per il Veneto avere 401 pazienti. Il totale dei decessi è invariato, 11.666, totale dei dimessi 22.753. Appunto, volevo dire una piccola riflessione per ricordare due numeri. So che lo faccio spesso, ma mi dicono che va bene farlo perché così focalizziamo. 449.000 sono i positivi accertati con tampone, quindi 12 milioni e mezzo di tamponi ad oggi. Di questi 22.753 hanno avuto bisogno di un ospedale. Quindi viene logico che se tu fai 449.794 meno 22.000 farà, adesso io non posso farlo a mente, dopo sbaglio, però capite che sono più di 420.000 persone, anzi 430.000 forse anche, no, più o meno, e 425.000 persone che si sono curate a casa perché magari non avevano sintomi o ne avevano pochi o hanno avuto un medico di base che li ha curati, le USCA, il passaparola, tutto quello che volete, però la terapia domiciliare è qui, la vedete qui, perché non si può andare a dire in giro ai cittadini che si risolve tutto curando a casa. Sì, nel 95% dei casi assolutamente sì. Quindi vuol dire che se andate su una piazza di guariti Covid, ne ascoltate 100, 95 vi diranno che loro hanno fatto una passeggiata a casa. Però il problema è questo. E magari dopo il dottor Rosi vi dirà anche rispetto ai farmaci che si possono utilizzare, perché sembra che ci sia una proibizione da parte delle autorità a utilizzare farmaci. I medici utilizzano tutti i farmaci autorizzati, il mix di farmaci lo decidono loro. Ovviamente noi cittadini dobbiamo premere affinché appena abbiamo dei sintomi qualcuno ci prescriva dei farmaci e si inizi la cura. E rispetto alle considerazioni che volevo lasciarvi oggi, voglio anche ricordare che sul fronte vaccini stiamo andando avanti. Ovviamente queste giornate di festa non pagano perché abbiamo mediamente 4.000 prenotazioni al giorno e nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 9.270 vaccini. Cominciamo ad avere magazzino, quindi ricordo in generale ai cittadini che tutti i cittadini che hanno dai 12 ai 25 anni e tutti i cittadini che hanno più di 60 anni, quindi dai 12 ai 25 e oltre i 60, possono tranquillamente presentarsi in un centro vaccinale senza prenotazione e ovviamente avere praticata la vaccinazione, dai 12 ai 25 e oltre i 60 anni. Tutti gli altri devono prenotarsi. Risposta ai cittadini che mi fanno sempre: qual è la situazione? Beh, la situazione è la situazione di una regione che in questo momento è una regione, diciamo, che è tra quelle che hanno la situazione migliore, tanto vero che il rischio in Veneto è ritenuto basso assieme a altre 3 regioni che sono la Lombardia e il Lazio. Grazie. È ovvio che poi però vedete che abbiamo altre regioni in giro per l'Italia dove i ricoveri sono alti, non sono al 3% come da noi di coefficiente di occupazione, ma arrivano addirittura al 20%. Questo ci dà una dimensione di quanto strano sia questo virus. Tutti gli esperti che facevano le elezioni a dicembre qui da noi, perché non vengono a farle? Se eravamo incapaci prima, siamo incapaci anche adesso, no? Allora il culo, ma allora vuol dire che non avevamo culo prima? Cioè, capite, questo virus è strano. Colpisce delle regioni in questa fase, non ne colpisce altre, e voglio ricordare che in giro per l'Europa questo virus sta comunque mettendo in difficoltà non poche realtà. La quinta ondata a Barcellona, vi ricordo che ha avuto oggi, vede le notizie anche ieri, di una comunità che richiede il coprifuoco per gestire questa quinta ondata che dà molti contagiati. Vi ricordo che il tema dei non vaccinati è un tema che affrontiamo anche oggi indirettamente con il dottor Rosi, ma lo affronteremo anche mercoledì con la dottoressa Russo, vi annuncio già. Mercoledì saremo qua con il centro di farmacovigilanza, scusatemi,
e con un medico, e poi vi annuncerò il nome, esperto di medicina sportiva, lo so il nome, preferisco non dirlo oggi, che vi dirà, il medico parlerà degli effetti del Covid sugli sportivi e sui ragazzi che hanno avuto il Covid, vi parlerà delle famose patologie, delle reazioni avverse e la percentuale che c'è rispetto alle reazioni avverse. La dottoressa Russo invece vi porterà il quadro dei vaccinati e quante reazioni avverse abbiamo avuto in Veneto. Lo dico perché ho sentito anche di recente, ma mi è venuta un'idea già sabato sera, una persona che conosco mi ha detto: ah, ma io non mi faccio il vaccino perché sono pieni gli ospedali di persone ammalate con la vaccinazione. E andiamo a contarle, no? Perché se passano questi concetti vuol dire che non ci siamo. Allora avete due voci ufficiali, di certo non la mia che non sono un clinico, vi diranno, come si può dire, in scienza e coscienza, in piena responsabilità anche giuridica, quali sono i numeri veri. Ad esempio, rispetto alla pericardite, ve ne cito una, si parla di incidenza di 12 casi su 1.000.000. Adesso non è che uno deve fare i salti di gioia, però vi dico quali sono, ecco, se leggete bugiardino di qualche farmaco che si compra al banco della farmacia, forse qualcuno non lo prende più. Però io non voglio dire questo, dico che noi non siamo qui a difendere i vaccini, ma dobbiamo essere qui a difendere la verità, dopo ognuno fa quello che vuole, è innegabile che i cittadini hanno questa facoltà che la vaccinazione sia volontaria e quindi decidono se vaccinarsi o no. Però è altrettanto vero che noi dobbiamo garantire a chi vuole vaccinarsi di potersi vaccinare. La Grecia, notizie di stamattina, nelle ultime 24 ore, ieri ha avuto 33 morti, tutti non vaccinati. Dottor Rosi dopo vi darà lo spaccato anche delle mortalità che abbiamo avuto e vedrete che bella sorpresa anche qui rispetto ai vaccinati e non vaccinati. Dopodiché è una roulette russa, per carità, ti può andare bene perché 95 volte su 100 i positivi si fanno una passeggiata, oppure ti può andare male e ti ritrovi magari come casi che abbiamo, non ultima la bimba di 45 giorni al Sant'Orso che è ricoverata, ovviamente positiva al Covid, spero che stia andando bene peraltro, però anche quella è una piccola tragedia, una storia che magari avremmo voluto non sentire. Da parte mia dico sempre che noi cittadini dobbiamo evitare gli assembramenti, non pensare che sia la festa della liberazione, portare le mascherine quando serve anche all'aperto, perché siamo in mezzo al caos. So che dico delle cose continuamente, ma voglio avere la coscienza a posto di averle dette. Allora, all'aperto la mascherina non è obbligatoria, ma è obbligatorio usare il cervello. E se sei all'aperto, ma come tu fossi chiuso perché sei in mezzo a una mischia tipo rugby, capisci che una litata di qualcuno può diffonderti il virus. E puntare sul distanziamento sociale, cercare di mettere in sicurezza le persone più fragili, penso a tutto il mondo degli anziani, delle persone diciamo che hanno queste fragilità dettate dall'età. Ricordo che l'anziano vaccinato è un anziano dove la risposta anticorpale è meno efficiente di un giovane vaccinato, ma questo non vuol dire che non abbia una copertura anticorpale. In generale vi dico che noi stiamo lavorando alacremente, lo posso proprio dire, perché la prossima settimana vi presenteremo il progetto per la scuola. Voi sapete che ho parlato con il generale Figliolo, mi ha cercato lui, il progetto nazionale viene mutuato dall'esperienza veneta, delle scuole Sentinella, immagino che si chiameranno ancora scuole Sentinella fra l'altro. È la volontà di fare in modo di non stressare i ragazzi, ma di essere presenti. Voi sapete che abbiamo fatto un acquisto sulla carta in via preventiva di 1 milione di fatto di test molecolari salivari. Peraltro vi ricordo che grazie al professor Plebani in Veneto abbiamo sperimentato e studiato per primi i molecolari salivari e andremo avanti a sprombattuto testando le scuole e quindi valutando il grado di circolazione del virus. Per noi l'obiettivo è quello scuola in presenza, punto. Ringrazio la dottoressa Russo che sta seguendo questa partita e la dottoressa Palumbo, perché è fondamentale dire che un'ottima collaborazione come c'è in Veneto con l'ufficio scolastico regionale ci permette di essere sicuramente molto più efficienti. Non aggiungo altro, passerei a voi la parola per le domande, dopo dottor Rosi. Prego, se avete domande. Nico Russi. Buongiorno. Buongiorno. Dunque anche oggi su diverse testate nazionali ci sono
come dire, degli inviti ad arrivare all'obbligo vaccinale. Lo dice il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri: se entro il 15 settembre non raggiungiamo un'immunità di gregge dell'80% bisogna passare all'obbligo vaccinale. Lo chiedono alcuni governatori come Toti e il governatore della Sicilia. Io volevo capire se questo dibattito è in corso tra le regioni e il Ministero, se le regioni effettivamente sono compatte su questa storia dell'obbligo e come si sta procedendo. Allora, il dibattito non è oggetto di dibattito, cioè nel senso che al momento noi non stiamo discutendo di questo. Mai c'è stata proposta una riflessione sull'obbligo vaccinale. La mia posizione la conoscete, noi ereditiamo una storia veneta che è unica nel suo genere, che noi abbiamo fatto 10 anni, vi ricordo, fino alla legge Lorenzin che introduceva l'obbligo vaccinale, di non obbligo vaccinale, quindi c'era l'accesso volontario, secondo determinati parametri, per carità. Se ne scendevi sotto determinati percentuali mettevi a rischio l'immunità di gregge della popolazione, quindi il Ministero poteva intervenire. Dall'altro voglio anche ricordare che ci sono almeno una decina di paesi in Europa dove questo modello veneto era adottato ed è ancora adottato, se non ricordo male la Germania, la Gran Bretagna sicuramente, paesi del nord Europa, insomma c'era una decina di stati. Detto questo, oggi noi siamo in un contesto nel quale si parla di volontarietà di accesso al vaccino. Penso che ci stia fino in fondo. Noi veneti comunque, nonostante il grande dibattito, ci stiamo avvicinando all'80% dei veneti vaccinati, oggi siamo quasi al 78%, la chiudiamo dalle nostre proiezioni con una speranza di arrivare all'80% a 8 ottobre, come ho sempre detto. Ci sarà sicuramente, come si può dire, un ritorno di fiamma con l'apertura delle scuole, con molte attività. Io mi chiederei un'altra cosa, lo dico perché io l'ho sempre proposto in quasi tutte le riunioni. Mi chiedo perché a livello nazionale si sia abdicato non alla promozione del vaccino ma a un'informazione sui vaccini. Abbiamo lasciato, terreno fertile a chi la pensa in maniera contraria, che è giusto rispettare, no? Se uno ha un'idea diversa dalla tua, tu ti devi battere perché lui la possa esprimere questa idea. Ma è pur vero che l'informazione istituzionale, pubblica, ufficiale, fatta magari con degli scienziati che non si sono laureati su Facebook, ma sono andati magari ad Harvard, come abbiamo fatto noi, no? Abbiamo portato il professor Palù, qualcuno ha qualcosa da dire sulla preparazione del professor Palù. Tu puoi non condividere delle idee, ma non puoi dire che è meno preparato di te. Io penso che la pubblicità istituzionale è mancata. Infatti se voi fate mente locale non esiste una campagna istituzionale di promozione dell'informazione, non sto dicendo del vaccino. È possibile che si legga in alcuni cartelli che nei ragazzi il rischio è zero? È quasi zero, ma non è zero, perché noi abbiamo dei casi di ospedalizzazione. È possibile che si legga che abbiamo gli ospedali pieni di gente malata da vaccino? Non è vero. Cioè, ci sono una serie di fake news che non aiutano le persone, che io non definisco Novax, non aiutano quelle persone che giustamente per la fame e la sete di informazione assumono dal pozzo più vicino, che è quello della rete, che è quello del passaparola, che è quello della leggenda metropolitana. Ma quindi, Presidente, la sua proposta qual è? Perché il Ministro... Io dico che l'informazione è fondamentale. Per riscattare gli schiavi dalla schiavitù negli Stati Uniti gli hanno insegnato a leggere e scrivere. Perfetto, ma allora l'atto pratico, secondo lei, l'informazione più efficace che arrivi direttamente alla gente, qual è? La televisione? L'informazione istituzionale, cioè web marketing, andare nelle piattaforme, e dare, io non dico promozione di vaccini, ma informazione. Dopodiché sapete, io comincio anche a valutare un altro aspetto. È normale ed umano che ci possa essere qualcuno che ha paura di farsi un vaccino. È un farmaco, chi è che si diverte a farsi iniettare un farmaco? Nessuno. Però da qui a costruire un alibi bello solido per dire io ho detto no per questi motivi, in mezzo c'è la verità, perché secondo me è legittimo uno dice guarda io non me lo faccio perché ho paura.
Ma se vai un po' più in là e cominci a dirmi che gli ospedali sono pieni, non è vero, che c'è tutta una serie di infrastrutture informative, sentite quanto siete tempestati voi dal link che vi mandano di una strage che c'è. Ma la verità è che se noi oggi, questo lo possiamo dire, non avessimo vaccinato, la situazione sarebbe devastante. Io spero che il dottor Rosi dopo vi dica le proiezioni, diciamo anche se spannometriche, di cosa significherebbe se noi non avessimo vaccinato rispetto alla proiezione dei non vaccinati che abbiamo ricoverati in terapia intensiva. Cioè noi oggi abbiamo uno scenario di 52 persone in terapia intensiva, ma se ci togliessimo tutti i vaccinati e li trasformassimo in non vaccinati, oggi ne saremmo al collasso dentro per gli ospedali. Allora io dico, io mi sono fatto il vaccino, non mi sono divertito, me lo sono fatto mettere in sicurezza la mia salute, sì, ma me lo sono fatto anche per una sfida di comunità. Cioè, o torniamo al vecchio sistema, scusami, ne approfitto, di fare la battaglia per la tutela della privacy e poi la fai scrivendo su Facebook, dove hai rinunciato a tutta la tua privacy. Siamo arrivati a questi livelli? Siamo in un paese nel quale si va a perorare le scuole di cucina in TV fino a mezzogiorno l'una e dal pomeriggio c'è il dietologo che ti spiega che non devi mangiare. Questo è questo paese, eh? Scusami. L'altra domanda che volevo fare, riagganciandomi anche a un dato che adesso ci ha esposto, cominciamo ad avere magazzino di vaccini. Allora, sì. Il problema è che all'hub di Pratica di Mare cominciano ad arrivare confezioni di vaccini scaduti che purtroppo non sono più recuperabili e nemmeno cedibili ai paesi che ne hanno bisogno. Volevo capire se noi abbiamo avanzato tanti vaccini, soprattutto Johnson & Johnson e AstraZeneca, e se purtroppo cominciamo anche noi ad avere in magazzino dei vaccini scaduti. No, allora, sulle scadenze noi siamo rigorosi, su questo c'è da dire, dopo vediamo i numeri, possiamo anche dirli subito, sì. Dei vaccini. Siamo riusciti a inocularli tutti prima che scadessero? Sì. Okay. Io non ho informazione anche perché noi abbiamo sempre inoculato tanto. Allora, noi abbiamo al bollettino di questa mattina in totale 434.279 dosi di vaccino, sì. Che sono suddivise in 173.955 Pfizer, sì. 149.984 Moderna, sì. 46.214 Johnson e 64.126 AstraZeneca. Per i richiami. Non riceviamo più i vettori virali, perché non ce ne faccia nulla, per noi sono su un binario morto, punto, ma ormai più di un mese. Questa è stata una scelta, quindi chi viene ai nostri centri vaccinali fondamentalmente troverà solo Pfizer e Moderna, okay. O l'AstraZeneca per il richiamo, diciamo, omologo, quando non si fa eterologo per particolari problemi. Infatti abbiamo più di 300.000 tra Pfizer e Moderna oggi. Ma la gente che ha fatto, mi scusi, AstraZeneca, lo vuole il richiamo eterologo o preferisce? No, fa l'omologo, si fa sempre AstraZeneca. Perfetto. Abbiamo dei casi, magari qualcuno che ha avuto qualche reazione, che magari per qualche motivo, ma sono infinitesimali. Cioè non... Ecco, sul vaccino c'è da dire, anche qui si apre uno scenario. Terza dose ci sarà o non ci sarà? L'OMS mi ha detto, dice no, non si è capito. E comunque è fondamentale stabilirlo per un altro problema, perché c'è anche un aspetto etico. Certo. Perché noi non possiamo fare magazzino quando sappiamo che c'è 3/4 del mondo che non ha neanche visto la scritta del vaccino, non la prima siringa. Esatto. Quindi bisogna garantire la possibilità di vaccinarsi. Pensate al continente africano, a paesi in via di sviluppo, a tutto quello che è accaduto, ma anche l'America Latina, quindi il tema delle vaccinazioni è fondamentale. Ho visto i cinesi che sono arrivati quasi a 2 miliardi di somministrazioni, 1,9 miliardi. È tanto, però è fondamentale per noi che tutto il mondo possa avere accesso ai vaccini. Quindi nel nostro piccolo decidiamo a livello di OMS, di EMA, di quello che sarà, di Europa, Italia, su sta terza dose. Perché sennò i vaccini vanno destinati assolutamente con attenzione anche a chi non ce li ha. Posso chiedere l'ultima cosa che è quella del Covid? Prego. Adesso il governo si sta organizzando per l'accoglienza degli afghani. A Fiumicino sono previsti atterraggi per 5.000 persone.
Tra le regioni che sono meglio organizzate, quindi citate dal Viminale come in grado di accoglierli, c'è anche il Veneto. Volevo capire, voi siete stati allertati? No. I prefetti si stanno organizzando? No, so che hanno fatto riunioni, peraltro noi abbiamo una situazione in questo momento, cioè che come si può dire, in questo momento considerate che i Veneti sono quasi raddoppiati con tutto il flusso turistico che abbiamo, cioè quindi in questo momento sarebbe veramente un caos per noi. Di certo guardiamo con attenzione questa povera gente, soprattutto le donne e i bambini, e questa tragedia che stiamo vivendo. Adesso ho visto una bella dichiarazione di Johnson che dice che gli americani devono restare lì anche oltre il 31 di agosto. Penso che, io non me ne intendo di geopolitica internazionale, però penso che quello che ha sortito la ritirata non sia stata una buona cosa. Quindi al momento, Presidente, noi non abbiamo una struttura di allerta, diciamo, e di accoglienza? No. Ok, perfetto, grazie. Prego. Di Gennaro. Buongiorno. E allora, in vista Buongiorno. della ripresa delle scuole, visto che appunto l'idea è che sia totalmente in presenza, ma anche delle università, immagino, volevo capire se si sta già parlando di un piano per i trasporti apposito, in modo che non ci si ritrovi con i problemi di sovraffollamento all'interno dei mezzi. Allora, sì, ho capito. Ma guarda, io immagino che si tornerà all'80%, cioè che si sarà all'80% del coefficiente di riempimento, che è in discussione. Però vorrei ancora una volta distruggere una leggenda metropolitana. Non è che se portassero al 50% noi raddoppiamo i mezzi, perché non ci sono i mezzi, cioè non li costruiamo noi, non ci sono sul mercato. Quindi dobbiamo dire guardare in faccia la realtà, che si può smagrire il servizio. Noi l'abbiamo fatto portando oltre 200 pullman dei privati eccetera, ma fino a lì si arriva. Se qualcuno pensa che si possa pensare di ridurre il 50% la capienza, non ce la facciamo con le scuole aperte. Sì, non ci sono stati altri acquisti? No, perché noi abbiamo acquistato tutto quello che si poteva acquistare, ma le società si sono mosse, però non è proprio così. Considerate che anche l'accesso al noleggio di autobus dai privati, che è stata una manna, però quello è il mercato, cioè non è che tu li puoi moltiplicare come i pani e pesci. Mentre il limite di capienza è in discussione al momento all'80%. Sì, ma si andrà all'80%. Zona bianca e zona gialla 80%. Ok, invece volevo parlare un attimo di un tema di attualità, visto che abbiamo visto che sta tornando bene il turismo a Venezia in particolare, sì. Perché insomma abbiamo visto che c'è tanta gente in questi giorni, e si torna a parlare anche del sistema delle prenotazioni, di un ipotetico sistema di prenotazione, di accesso solo su prenotazione. C'è una discussione anche a livello regionale su questo? C'è un dialogo col comune? No, questa è una competenza meramente comunale. Anzi, come se nel massimo rispetto dell'autonomia del sindaco, della sua amministrazione, io posso solo esprimere una considerazione personale che è sempre la stessa che faccio da una vita. Prenotiamo i posti al cinema, sui treni, in aereo, allo stadio, tutto online. Le nuove tecnologie ci stanno aiutando, il Covid ci ha fatto scoprire tecnologie che non pensavamo neanche esistessero, giusto? Quindi noi siamo in grado, in una città che ha 3 accessi, no? Di programmare le visite e di fare in modo che uno si prenota la visita. Però io resto sempre l'idea che Venezia deve essere accessibile a tutti, cioè non è che poi le visite le prenoti per censo perché magari costano troppo, cioè devono essere per il popolo. Quindi stabilisce che a Venezia ci possono andare a 10, 20.000, 30.000, non so quante siano al giorno, ma non ci deve essere distinzione di classe sociale, di censo o discriminazione rispetto all'accessibilità. Ok, grazie. Prego. Altre domande? Moscati, prego. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei prima ha nominato il dottor Palù e i vari interventi che è venuto qui a fare da noi. Siccome è passato un po' di tempo e riguarda certe cose che ci eravamo segnati, almeno io personalmente l'avevo fatto, che aveva detto, tipo, ne dico una tanto perché e tutti dicevano, ma Palù aveva detto ogni virus, ogni epidemia dura al massimo 2 anni. Ecco, adesso io non voglio, naturalmente questa era un tanto per la battuta. La domanda è questa: potremmo avere
breve una sua nuova visita? Sì, la programmeremo un passaggio del professor Palù. Ieri ha detto una cosa importante il professor Palù, che ho letto forse in un'agenzia, che la vaccinazione ci aiuta a rendere il virus endemico, perché poi questa è la sfida, cioè nel momento in cui diventa ubiquitario ce la gestiremo come fosse un virus influenzale, perché o scompare o resta un virus che ci accompagna nella vita, come altri virus che abbiamo. Benissimo, grazie. Prego. Buongiorno Presidente, Buongiorno. Buongiorno a tutti. È una domanda extra Covid. Prego. Corrisponde al vero che domani in giunta, se c'è la giunta, affronterete il tema tennis Cortina d'Ampezzo e pista da bob, da bob Cortina, c'è tutta questa mobilitazione, e ha fatto un po' notizia la presenza dell'assessore che fa parte della sua giunta, l'assessore Donazzanna, nel comitato per il tennis di Cortina. Sì, no, allora risponde parzialmente al vero, perché io ho sentito l'assessore Donazzan ancora venerdì, penso, e parlando ho detto guarda, magari martedì quando ci vediamo mi spieghi qual è sta storia, appunto, ma tutto lì, non c'è nessuna verifica o niente di come si può dire, di paludato, di ufficiale, cioè, ma è nata proprio dalla sua disponibilità. Dopodiché io penso anche una cosa, che lì siamo davanti a un'amministrazione, sarà l'amministrazione poi a parlare ai suoi cittadini, a decidere cosa farne. Ho scoperto, io non lo sapevo, che questo country club, questo tennis è di proprietà del comune. Ho capito da quelle dichiarazioni che ho letto dal sindaco che non lo vuole chiudere. Dopodiché vedremo di capire rispetto alle progettualità del Bob come si andrà ad innervare questa parte di tennis club, che io non conosco neanche la dislocazione, ho visto delle dichiarazioni fatte sul vostro giornale del sindaco che mi sembrano assolutamente lineari. L'assessore mi dirà se ha visto qualcosa che non le torna, non lo so, non ve lo so dire. Abbiamo altri problemi in questo momento. Se non ci sono, l'ultima, poi passiamo. Volevo soltanto chiedere rapidamente, magari anche l'assessore lo sa, se c'è già un esito del progetto che anche l'Università di Padova con la Regione mi pareva stesse portando avanti per capire quanto dura l'immunità del vaccino, perché i medici dicevano noi dovremmo fare la terza dose a ottobre, perché siamo stati... Al momento no, ma noi abbiamo anche un altro problema, che è quello dell'Istituto Superiore della Sanità, e quindi non possiamo muoverci in autonomia, perché stiamo parlando della somministrazione di un farmaco, per cui al momento no. Quindi non c'è niente. Considerate che ho letto una notizia che ho girato anche nella chat dei direttori generali, che c'è un progetto in Israele, a Tel Aviv, di monitoraggio degli anticorpi nei bimbi, diciamo in età non vaccinabile, con quel periodo della goccia di sangue, per capire quanta immunità ci sia, perché i bimbi sono asintomatici. Non sto dicendo che lo dobbiamo fare, ho letto di questo, che è un altro che a noi interessa, perché al di là della fascia di età ci interessa, perché parla di un test con una goccia di sangue che dà gli anticorpi nel giro di un quarto d'ora, e non è il pungidito, quindi c'è da capire anche che novità stanno utilizzando in Israele. Siccome loro sono sempre stati degli innovatori, anche questo è un test che vorremmo capire che test sia. A proposito dei bambini, assessore, i pediatri hanno cominciato a vaccinarli o no? Mi dicono, al limite per mercoledì facciamo anche un punto di situazione, perché mi dicono che quasi tutte le USL hanno convocato i comitati e sono partiti o stanno partendo dove non erano partiti un po' dappertutto, quindi eventualmente raccogliamo un po' di dati e ve li diamo. Sì, grazie. Okay. Io vi ringrazio e ci vediamo mercoledì, quindi c'era la dottoressa Russo e un altro medico sportivo noto. E lascio la parola al dottor Rosi, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Senza offesa speravo di non rivedervi qui, ma purtroppo ci tocca. Allora, vabbè, il numero
dei positivi attuali, l'avete sentito, abbiamo avuto 2 giorni in cui le dimissioni hanno superato gli ingressi, quindi in questo momento siamo a 48, quindi un po' in riduzione rispetto a 2 giorni fa. Tutti i numeri che io vi dico sono riportati poi nella documentazione che Carlo vi girerà, quindi vi giriamo tutti i grafici. Siamo però intorno ai 50 è il limite che c'è tra la fase di gestione ordinaria e la fase invece emergenziale, nella quale è necessario attivare ulteriori posti letto di terapia intensiva, quindi attivare quei famosi letti in stand-by che sono lì pronti e che basta aprire la porta, e però oltre ad aprire la porta bisogna anche spostare ovviamente il personale che sta facendo altre attività e in particolare è impegnato nel recupero di tutte quelle prestazioni che sono state rinviate durante l'emergenza, le fasi emergenziali. Quindi siamo in un momento estremamente delicato, perché se continua come ha continuato negli ultimi 15 giorni questa soglia la supereremo. Se procede come sta procedendo in questi ultimi 2 giorni restiamo sotto il livello di allarme, che è 50, sì, è quello che il piano emergenziale prevede come passaggio alla seconda fase dell'emergenza. Per quanto riguarda la distribuzione tra le province c'è una sostanziale uniformità, un po' di più in provincia di Padova e Verona, però Treviso piuttosto che Venezia sono comunque interessate, si salva un po' Belluno che ha un solo paziente in terapia intensiva. Comunque diciamo che l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva è diffuso in tutta la provincia. I pazienti sono pazienti impegnativi, perché 32 di questi sono intubati e ventilati e 3 sono addirittura in assistenza di ossigenazione extracorporea, quindi una condizione estremamente critica. Sì, in ECMO, sì. Sono 2 a Mestre e 1 a Vicenza. Cosa è cambiato rispetto ai dati precedenti? Intanto sono cambiate nettamente le fasce d'età dei ricoveri. Ricordate che lo scorso anno, o anche già all'inizio di quest'anno, come diciamo, però verso fine dell'anno scorso il 70% aveva sopra 70 anni. Oggi il 58% ha meno di 50 anni, quindi abbiamo un 27%, scusate, a meno di 60 anni, un 27% di persone sotto i 50 anni, un 31% di persone tra 50 e 60 anni. I sessantenni sono il 16%, il 20% sono i settantenni. Questo è strettamente collegato alla vaccinazione. Se noi guardiamo i pazienti che abbiamo ricoverato dal 1° maggio, che sono 257, di questi 257 quelli che avevano completato il ciclo vaccinale erano 18, quindi su 257 solo 18 avevano completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda le percentuali, i 78 e rotti di questi pazienti non è vaccinato, un 14% ha solo la prima dose e solo il 7% ha ricevuto entrambe le vaccinazioni. Se andiamo a guardare il dato dell'incidenza, cioè quante persone su 100.000 abitanti vengono ricoverate in terapia intensiva, tra i non vaccinati questo dato è circa 3 ricoveri per 100.000 abitanti. Per chi ha ricevuto la prima dose è 1,2 ricoveri per 100.000 abitanti, per i vaccinati è 0,17, quindi enormemente più basso. Se noi avessimo la situazione attuale con la popolazione tutta non vaccinata avremo circa 140 ricoverati in terapia intensiva.
Se fossero tutti vaccinati ne avremmo 7 invece che 50. Questo ci dicono come? 1,2 per 100.000 abitanti, quindi vengono circa 5. Scusi. Ne avremo 140 se non fossero vaccinati per niente. Se non fossero vaccinati per niente, invece, senza vaccino. Invece ne avremo 7 se vaccinati con ciclo completo. Esatto. E se invece avessimo solo persone con prima dose? Questo il calcolo non l'ho fatto perché mi sembra un'ipotesi, ormai non ce l'abbiamo, però è per dire l'effetto della vaccinazione è evidente nel ridurre in maniera drammatica i ricoveri. Il rischio relativo è 0,1, vuol dire che chi non è vaccinato ha il 90% di possibilità in più di finire in terapia intensiva rispetto a un vaccinato. Poi se andiamo a guardare i deceduti, o meglio l'esito, e vi ricordate che i dati che vi davamo all'inizio dell'anno era che circa un 40% moriva in terapia intensiva. Oggi questa percentuale è scesa perché abbiamo un 73% di dimessi vivi e un 27% di deceduti. Questo ci sta con la riduzione dell'età, non perché sia cambiato qualcosa nelle terapie, perché voi sapete che in terapia intensiva gli strumenti che abbiamo sono sempre quelli, sono strumenti abbastanza limitati al supporto ventilatorio e alla prevenzione delle complicanze, ma non esiste un farmaco che sconfigga il virus. E quindi, avendo ridotto l'età dei ricoverati, diciamo che è più facile che ci siano più persone che salvano, però vi ricordo che 27% vuol dire circa 1 su 3 muore, quindi se la giriamo da questo punto di vista non sono propriamente pochi. Quello che è ancora più interessante è che se andiamo a guardare i deceduti vaccinati e non vaccinati, abbiamo 57 persone decedute dal 1° maggio, di queste solo 3 avevano completato il ciclo vaccinale, gli altri 54 no. L'età dei deceduti riguarda un quarto avevano più di 70 anni, un altro quarto tra i 60 e i 70, ma ci sono anche 7 deceduti che avevano meno di 60 anni. 6 deceduti, scusate. 2 avevano meno di 50 anni. Abbiamo avuto casi gravi anche di pazienti giovani. A Verona è stato ricoverato un 21enne che è arrivato in pronto soccorso in condizioni non critiche, drammatiche. Io dico che se avesse avuto 20 anni in più sarebbe sicuramente morto per strada. Lui rientrava da Barcellona ed è arrivato in pronto soccorso con una saturazione del 40%, quindi è stato veramente salvato da chi si è buttato per intubarlo e ventilarlo, quindi non scappano da questo neanche i giovani. È chiaro che la gravità nel giovane è minore, che l'incidenza di eventi gravi è minore, però qualcuno ci capita dentro. Sì, è stato dimesso. Quello che, altro dato interessante, che solo per dire cosa vuol dire un ricovero in terapia intensiva, se andiamo a guardare la degenza media dei ricoverati, quelli che vengono ricoverati ma non vanno in terapia intensiva restano mediamente 12 giorni in ospedale. Quelli che passano per la terapia intensiva, dove restano mediamente 14-15 giorni, restano mediamente in ospedale 71 giorni, con punte di 150 giorni di ricovero. Questo per dirvi che non è che dalla terapia intensiva, ve l'ho già detto l'altra volta, si esce fischiettando. Queste sono persone anche giovani che escono con dei reliquati gravi, a volte con un danno polmonare che sarà permanente nel futuro e che quindi, soprattutto nei giovani, vorrà dire un problema che si tirerà avanti negli anni e che potrebbe compromettere comunque la sopravvivenza più avanti, quando più giovani non saranno.
Quindi c'è anche questo aspetto importante, perché si pensa, ok, è uscito una terapia intensiva, si è salvato, è andato bene. No, non è così. La maggior parte di quelli che sono in terapia intensiva ha un percorso ospedaliero e riabilitativo ancora lungo, e moltissimi di loro, alcuni hanno il cosiddetto long covid, quindi continuano ad avere sintomi acuti, ma molti di loro hanno un danno polmonare cronico irreversibile che comprometterà la loro attività respiratoria, soprattutto col progredire dell'età. Questo è l'altro aspetto. Poi, siccome parliamo di degenza e di ricoveri, allora in questo momento, se vi ricordate, lo scorso anno noi finiva in terapia intensiva circa 1 su 200 positivi. Questo dato oggi è un pochino migliorato, perché ci va solo 1 su 300. Ovviamente i positivi sono per la maggior parte non vaccinati, e quindi questo ci sta che non c'è un miglioramento abissale dell'incidenza. Quindi non è cambiato, una percentuale fissa di positivi finisce in terapia intensiva. Alcuni finiscono in ospedale. A questo proposito, come diceva il Presidente, richiamiamo un aspetto, perché io trovo veramente irritante una delle argomentazioni che vengono usate da quelli che si oppongono al vaccino, che è: non li volete curare a casa. Allora, io ricordo che fin dall'inizio abbiamo raccontato che al 118 a volte si lottava con i pazienti per dire: non venire in ospedale, resta a casa che ti curiamo lì. L'impegno della Regione è stato dal primo giorno, da quando è nato il primo caso, in cui ci è sembrato evidente che non avremmo dovuto portarli tutti in ospedale, a differenza di altre regioni che poi sono affondate con questa metodica. Ma la Regione Veneto è stata la prima che ha strutturato un sistema per lasciare a casa la gente. L'algoritmo per lasciare a casa i pazienti che non avevano necessità di venire in ospedale è stato fatto 3 giorni dopo il primo caso di Vo, ed è stato utilizzato dalle centrali operative e dai medici di medicina generale. I protocolli per le cure domiciliari ci sono sempre stati, i protocolli per la dimissione del pronto soccorso ci sono sempre stati. Questi protocolli prevedono che i pazienti a domicilio, seguiti dal medico di medicina generale, dalle USCA, ricevano l'antinfiammatorio, il cortisone quando è ora, l'eparina, l'ossigeno, siano monitorati col saturimetro. Cioè, più di così veramente non si può fare. Questo è il primo aspetto. Quindi abbiamo ricoverato quelli che avevano una saturazione per cui rischiavano la vita, perché non riuscivano più a respirare a casa, nonostante anche l'ossigenoterapia domiciliare. L'altro aspetto è il discorso dei farmaci che si possono o non si possono fare. Allora io ribadisco quanto ha detto il Presidente in una delle passate conferenze stampa. Il medico può ordinare tutti i farmaci del prontuario farmaceutico. Se li ordina sulla base delle indicazioni per cui un farmaco è registrato, non deve fare nulla. Se li ordina per indicazioni diverse, cioè quello che si chiama l'uso off-label, se ne deve assumere la responsabilità e deve spiegare al paziente che gli sta facendo un farmaco che è nato per curare i brufoli e lui lo usa per curare l'appendicite. Questa cosa qua non è vietata, non è che vengono i carabinieri, non è che se uno fa la ricetta rossa la farmacia non gli dà i farmaci. Quindi chiunque vi dica che non può curare a casa i pazienti con i farmaci che vuole lui, lo può fare. Certo che risponderà, se poi somministra l'arsenico il paziente muore, risponderà lui. Allora, ma questo, la prescrizione medica in scienza e coscienza è sempre stata così, non è una novità del Covid e non c'è stato nulla che abbia cambiato questa regola. Questo quindi per quanto riguarda l'emergenza. Confermiamo che portiamo in ospedale le persone che hanno una saturazione che va sotto il 92%, quindi una condizione di grave insufficienza respiratoria che richiede un trattamento più aggressivo, quindi
usare ossigeno a più alti flussi di quello consentito a domicilio e anche di seguire il paziente, perché ovviamente se non migliora deve essere un ambiente protetto nel quale poi si interviene. Detto questo, io concludo ribadendovi il messaggio: stiamo ricoverando in terapia intensiva i non vaccinati. Ci sono alcuni vaccinati, sappiamo, si è sempre detto che la protezione del vaccino arriva intorno al 90%, a me pare che i nostri dati dicano che è molto più alta di questo 90%. Abbiamo dei pazienti nei quali la vaccinazione non è stata sufficiente a impedire il ricovero in terapia intensiva, ce lo aspettavamo. Sappiamo che molti di loro sono pazienti che hanno delle comorbidità, quindi sono pazienti che magari sono in terapia immunosoppressiva perché hanno ricevuto un trapianto, sono pazienti che hanno comunque altri problemi che li rendono più fragili, più esposti, per cui la loro risposta immunitaria al vaccino non è stata quella degli altri. Non abbiamo, i numeri sono talmente bassi che ancora non possiamo fare una statistica di cosa abbia, se ci sia qualche fattore che possiamo immaginare comporti la non risposta al vaccino, però questa non risposta al vaccino è veramente confinata a numeri minuscoli e quindi la protezione che dà il vaccino è sicuramente quasi totale, questo è il dato. Vi ricordo di nuovo che se avessimo tutti vaccinati avremmo 7 pazienti oggi in terapia intensiva e quindi anche quei famosi 54 morti ce li saremmo risparmiati. Bene, grazie Rosi, come sempre spiegazioni molto chiare. E domande appunto per il dottor Rosi, per l'assessore Nicoluzzi. Allora dottore, volevo solo chiederle una precisazione, perché è importante la linea di demarcazione tra la situazione di gestione ordinaria e l'emergenza. Quindi al momento noi non abbiamo 52 pazienti in terapia intensiva ma 48, perché ci sono state delle dimissioni? È così? Sì, più 2 negativizzati, ma siamo proprio sul filo dei 50. Poi voi sapete che io vi do un numero aggiornato al minuto, magari usciamo da qui, ce ne sono 2 in più, 2 in meno, perché... Quindi l'emergenza scatta quando arriviamo a 51? Sì, 51 prevede la fase 2. E quindi ovviamente non è che apriamo 190 letti. Ecco appunto, quanti letti abbiamo? In fase 2 ne abbiamo 190 da aprire. Però non è che li apriamo tutti il primo giorno, ci saranno alcuni adeguamenti. In alcune aziende sono già stati aperti alcuni letti in più. Noi viaggiamo oggi, come diceva Presidente, oltre i 400 letti occupati complessivi. Questo vuol dire che abbiamo circa 460 letti attivi, cioè abbiamo già una quindicina di letti in più rispetto a quella che è la dotazione ordinaria, quindi un minimo di attivazione si è già fatta, perché poi ovviamente la fase 2 va riportata per ogni azienda. Ci saranno aziende che sono già oltre, aziende tipo Belluno che invece sono ampiamente al di sotto della fase 2. Però speriamo, cioè, se proprio dobbiamo andarci ci andremo per gradi. In questo momento, siccome l'incremento è da 2 a 4 in più per ricoveri al giorno, nei giorni in cui c'è stato, perché ripeto, ieri e oggi sono calati i letti occupati, se con questo incremento vuol dire che pian pianino, se continua, dovremo cominciare a chiudere qualcosa e aprire letti di terapia intensiva. Quindi, non sarà tutti aperti in un solo giorno. Immagino, quindi abbiamo tra i 2 e i 4 ricoveri giornalieri in terapia intensiva e invece in area medica? No, scusi, variazioni in più, io non sto parlando, allora, ci sono 2 dati. Uno sono i ricoveri, quanta gente entra, l'altro è il bilancio tra quelli che entrano e quelli che escono. Il bilancio fino al 21 è stato mediamente da più 2 a più 4 al giorno. Ok. Ieri e oggi è -1, il bilancio è -1, che se continua così siamo ottimisti. Le nostre proiezioni, diciamo quelle fatte all'Università di Padova sui nostri dati, parlano che è probabile che si resti stabili su questi valori, cioè sempre
filo di lana dei 50. Però voi sapete che le previsioni hanno comunque una forchetta, e c'è anche una forchetta più alta di previsione che parla di 70-80 posti letto occupati nel giro di una decina di giorni. Quindi siccome non controlliamo la variabile nuovi positivi, se rimane così restiamo su questi valori. Se dovesse esserci variazioni in aumento di positivi è ovvio che ci resteremo sulla parte più alta della curva, quindi la previsione più realistica è che non ci sarà un considerevole aumento oltre la soglia dei 50, ma la previsione dice anche che ha un margine di errore per cui potremmo andarci anche sopra anche di un numero significativo, con tutta la necessità di fare gli adeguamenti che vi dicevo, perché poi ecco, quando si parla di vaccino anche come solidarietà sociale, tenete presente che non c'è solo chi si ammala di Covid perché viene infettato dai positivi, ma ci sono anche quelli che non possono essere curati per altre patologie perché dobbiamo chiudere le sale operatorie. Quindi l'effetto sulla salute non è solo quello diretto dell'infezione e delle sue conseguenze, ma è anche l'ovvia ricaduta che se uno rinvia l'intervento per 3 mesi, ma se comincia a rinviarlo per 2 anni, il paziente entra anche in una fase di rischio, sia per le conseguenze che può avere, sia anche per la complessità dell'intervento che deve subire. Quindi tenete anche presente che c'è questo aspetto di ricaduta sulla salute pubblica, che è un aspetto indiretto ma che è significativo. Ecco, l'altra cosa, dottore, mi scusi, abbiamo visto che nel giro di pochi giorni sono state ricoverate tra Sant'Orso e Vicenza 3 neonati. Una bimba di 7 mesi, una bimba di 6 mesi e una bimba di 45 giorni. Ecco, come siamo messi con i ricoveri dei bambini e dei neonati? No, i ricoveri dei neonati sono quelli che avete saputo sono proprio pochissimi. Meno male. Hanno in genere un'evoluzione benigna, favorevole, però è chiaro che non è piacevole. Non ne abbiamo altri però? No, non mi risulta che ce ne siano altri. E l'ultima cosa volevo chiedere all'assessore, siccome il dottor Rosi diceva che appunto nel momento in cui bisognerà riaprire nuovi letti di terapia intensiva si dovrà spostare personale che adesso è dedicato al recupero delle prestazioni saltate ancora tempo fa, volevo capire a che punto siamo con il recupero delle prestazioni. Ma ogni singola azienda ha presentato il proprio piano e stanno andando avanti con il recupero singola azienda per singola azienda, sia per quanto riguarda quindi la parte di specialistica ambulatoriale, per quanto riguarda la parte di elezione, quindi operatoria, che aveva avuto il blocco durante il periodo, i 3 blocchi, perché noi inizialmente abbiamo fatto 3 blocchi, poi alla fine, insomma da inizio pandemia abbiamo fatto 3 volte il blocco delle attività anche di elezione all'interno dei nostri ospedali, e in più anche il recupero delle attività di screening. Ricordiamo che in alcuni casi le attività di screening erano state bloccate, non erano state bloccate, ma la gente in quel momento aveva anche un po' di paura a accedere agli ospedali e quindi partecipare alle solite campagne di screening, quindi stiamo cercando di recuperare anche questo. Quindi sappiamo quante ancora dobbiamo recuperarne? Un dato rispetto alle famose 500.000? Sì. No, non ho il dato aggiornato, al limite proviamo a capire, però adesso è stato anche agosto, quindi è difficile, insomma, secondo me. Se riuscite magari la prossima settimana a darci un dato aggiornato? Sì, non lo so quante ne hanno recuperate, però loro entro la fine dell'anno il piano prevede che entro il 31/12/2021 devono recuperarne. Sul burro c'è la divisione per ogni singola di quelle che stanno recuperando, non so quanto abbiamo recuperato. Esatto. Grazie. Moscati Danzani. Mi scusi, adesso è arrivata una richiesta, ci sono casi anche di stranieri, di turisti tra le persone ricoverate nelle terapie intensive? L'unica persona che a me risulta non avere un codice fiscale assegnato e che quindi è probabilmente residente all'estero, sì, ce n'è una, è una persona che viene dalla Romania. Per cui, diciamo, la mole di turisti sono tutti controllati, tamponati all'inizio, per cui non ci sono stati casi eclatanti dovuti al turismo, diciamo. No, cioè turisti ricoverati? Sì, non c'è. Perfetto. Terapia intensiva no. No, perfetto, grazie. Lanza.
sempre all'assessore, lo scenario 2 di cui parlava il dottor Rosi e quindi il blocco parziale magari. No, sul scenario 2 noi non, di solito noi, adesso vado a memoria, però era il scenario 3 quando prevedevamo anche un blocco di attività chirurgiche di altro tipo, insomma, perché poi sapete era quello a colori, insomma il famoso i 4 colori, no? Quindi insomma sì, i semafori, insomma, quindi ecco, bisogna capire poi il 2 se si entra al 2, ma se siamo all'inizio insomma è comunque gestibile. Soprattutto non ci siamo per i ricoveri ordinari che sono lontanissimi da... Sì, non c'è la combinazione giustamente tra ordinari e terapie intensive, quindi insomma credo che per il momento insomma non ci sia questo pericolo all'orizzonte. Questo ci permette di recuperare quindi più prestazioni possibili e di tornare a una pseudo normalità. Mi pare che possiamo chiudere qui, grazie, a mercoledì. Questa dunque è la conferenza stampa di oggi dall'unità di crisi di Marghera. Ci si aggiorna mercoledì, quando saranno presenti anche la dottoressa Russo del Dipartimento di Prevenzione della Regione del Veneto e un medico sportivo per parlare delle eventuali correlazioni tra Covid e ovviamente pericarditi, miocarditi, ma anche le correlazioni con il vaccino. In questi giorni ci sono state diverse polemiche anche a riguardo, diverse testimonianze come quella della pallavolista trevigiana Marcon, ma mercoledì si farà il punto di questo. Intanto oggi sono emersi tanti dati e tante notizie, le più importanti le ha date sul finale il dottor Rosi, che si è concentrato sulle terapie intensive del Veneto. Siamo sulla soglia, se vogliamo dirla così, di attenzione, sul filo di lana, perché di fatto sopra i 50 posti letto occupati nelle terapie intensive scatta la fase 2. Attualmente siamo a 48, anche se il report di oggi parla di 52 complessivi, lo possiamo vedere, 52 letti, posti letto occupati nelle terapie intensive, 48 se guardiamo ai soggetti positivi, 4 i ricoverati che si sono negativizzati. Di questi 50 in terapia intensiva, 32 sono intubati e 3 hanno la necessità di un'assistenza extracorporea, quindi sono in gravissime condizioni, 2 a Mestre e 1 al Sant'Orso di Vicenza. Cambia anche l'età dei ricoverati nelle terapie intensive, non è più quella di alcuni mesi fa, quando erano prevalentemente soggetti anziani. Oggi quasi il 60% dei ricoveri è costituito da soggetti sotto i 60 anni, circa il 30% invece da soggetti sotto i 50 anni. Ovviamente a fare la differenza, Sava Sandir, è la vaccinazione. Lo stesso Rosi lo ha detto chiaro e tondo, se tutti fossero vaccinati probabilmente in terapia intensiva ci sarebbero al massimo 7 soggetti e non gli attuali 50, circa 50. Se scatterà la fase 2 ce lo dirà il tempo, la famosa curva dei ricoveri e delle ospedalizzazioni. Rassicurazioni su questo fronte sono arrivate dall'Università di Padova, che dicono che nelle prossime settimane il dato è destinato a rimanere stabile. C'è da dire che sull'altro fronte, quello dei ricoveri in area non critica, quindi nelle pneumologie, nelle malattie infettive, nelle medicine e quant'altro, il dato resta basso ed è anche un po' in diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Parliamo di 216 posti letto in area non critica. Sul fronte del contagio più in generale, nelle ultime 24 ore ci sono stati 331 nuovi casi in tutto il Veneto. Se guardiamo invece alle vaccinazioni, le dosi somministrate, eccole, sono state 9.200
70 di queste 5.500 prime dosi, 3.700 i cicli completati. Lo stesso Zaia ha detto che il Ferragosto di certo non aiuta. Zaia, che è tornato su alcune questioni importanti, tra queste quella delle cure domiciliari, un tasto sul quale il Presidente in questi giorni sta premendo parecchio, dicendo che tutta, diciamo così, l'informazione attorno alle cure domiciliari, quindi anche una certa controinformazione che si sta radicando, il 95% di chi è stato curato dal Covid in Veneto è stato curato in casa, quindi di fatto la polemica sulle cure domiciliari non ha senso di esistere, così di fatto ha detto Zaia, che è tornato anche su un'altra questione, quella dell'obbligo vaccinale, perché in queste ore se ne sta parlando parecchio. Diversa stampa nazionale e locale oggi ha puntato su alcune dichiarazioni di membri del Comitato Tecnico Scientifico che spingono per l'obbligo vaccinale da qui alle prossime settimane, quindi è un'ipotesi sul tavolo, almeno dal punto di vista scientifico. Zaia qui non ha preso una posizione, sappiamo che il Presidente è sempre stato per la libertà vaccinale, ma allo stesso tempo ha detto servirebbe una pubblicità istituzionale più diffusa per parlare scientificamente della vaccinazione, per dare quindi informazioni scientifiche corrette su quello che la vaccinazione significa. E su questo fronte lo stiamo chiedendo anche a voi, è il sondaggio di giornata. Gli scienziati che spingono per l'obbligo vaccinale, secondo voi è giusto? Se sì, i numeri sono quelli che conoscete, 0422 162 6691, se no non è giusto, il numero è quello in rosso, 0422 162 6690. Le linee sono aperte, la chiamata è gratuita. Se sentite occupato non preoccupatevi, perché il nostro cervellone centrale registra tutto e quindi l'esito del sondaggio, come sempre questa sera nel corso del telegiornale di Treviso. Vedo già allineati e li saluto e li ringrazio i miei due nuovi ospiti, Luca De Carlo, buongiorno De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, sindaco di Calalzo, senatore, e vedo poi Alessandro Luigi Bisato, sindaco di Noventa e segretario regionale del Partito Democratico. Tantissimi inevitabilmente i temi sul tavolo, ma prima qualche istante di pubblicità e prima ancora il meteo. A fra pochissimo. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, una perturbazione sfiora il nostro territorio e così la settimana inizierà all'insegna di qualche pioggia, con i valori termici che torneranno nuovamente a calare. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di lunedì 23 agosto sarà spiccatamente variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite. Saranno possibili anche alcune fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, fenomeni tuttavia meno probabili, vedete, sul veneziano e sul rodigino. Temperature, come detto, in diminuzione, minime tra 14 e 18 gradi, massime invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo la stessa situazione con una modesta variabilità. Avremo parentesi asciutte alternate a momenti un po' più piovosi. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 24-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un contesto simile con isolati temporali a carattere sparso ma in rapido esaurimento. Vediamo infine anche le temperature, minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 30-31 all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Di nuovo in studio, in diretta rigorosa come sempre, per continuare il nostro racconto del nord-est. Il fatto principale oggi è la rapina di Chiarano. Abbiamo le prime immagini, sul posto c'è il nostro Francesco Ceron. Questa è la zona, questa è la casa interessata dalla rapina nella notte. Due malviventi armati di coltello e con il volto travisato con dei passamontagna hanno sorpreso in casa una donna 61enne della zona. I malviventi sono entrati da una finestra lasciata aperta sul retro dell'abitazione. La vittima della rapina è stata immobilizzata e minacciata con un coltello. I polsi le sono stati legati con delle fascette di plastica. Gli stessi si sono fatti poi consegnare una somma di circa 200 euro e vari monili in oro. Indagini sono in corso a 360 gradi da parte dei carabinieri della stazione di Cessalto e del nucleo operativo della compagnia di Conegliano. Vi ricordo, siamo sul posto, tutti i dettagli nel corso della diretta e ovviamente del telegiornale di Treviso a partire dalle 19:30. Risaluto e ringrazio nuovamente Alessandro Luigi Bisato del Partito Democratico, segretario regionale. Buongiorno Bisato, buongiorno anche a lei Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia, senatore e sindaco di Calalzo. Tanti davvero i temi e non possiamo non iniziare dall'Afghanistan, da quello che sta succedendo a livello internazionale, ma che ha anche delle ricadute innegabili a livello locale e regionale. Domani i prefetti del Veneto si ritroveranno a Venezia perché si comincia a parlare in termini operativi di accoglienza. In alcuni territori già si sta facendo, come a Padova. Vi chiedo come si deve procedere arrivati a questo punto. Voi siete degli autorevoli esponenti dei vostri rispettivi partiti, di destra e di sinistra, ma siete anche sindaci e i sindaci in questa emergenza sono nuovamente in prima linea. Bisato, comincio da lei. Beh, guardi, è una situazione talmente complessa che la prima cosa da fare è capire che ci sono delle persone che stanno seriamente rischiando la vita e quindi vanno creati subito dei corridoi umanitari per far uscire tutte. In Afghanistan rischiano di non avere più la propria libertà. In questo senso bene hanno fatto le prefetture a coordinarsi. La prefettura di Padova ha già individuato dei luoghi presso i quali far arrivare quelli che bisogna riusare il termine, dobbiamo ricominciare a chiamare profughi. Se non sono profughi di guerra questi, chi altri può essere? Quindi io penso che dobbiamo andare oltre le resistenze ideologiche che da qualche parte magari qualcuno potrà avanzare o alzare e che vengano meno anche quelle remore che ci sono state nella discussione intorno all'accoglienza dei migranti economici o perché partivano da luoghi di guerra. Qui abbiamo delle persone che dalla sera alla mattina non hanno più potuto esprimere il proprio pensiero, che hanno Quindi lei Bisato adesso si è frizzato per un momento. Ecco, quindi le faccio la domanda secca. Lei da sindaco è pronto ad accogliere eventuali profughi sul suo territorio? Assolutamente sì, nel caso specifico nostro li abbiamo accolti, tra l'altro in quel caso nemmeno volendolo, perché ricordiamo qual è la storia, i CAS, i centri di accoglienza straordinari, l'accordo era tra gestori delle strutture alberghiere e prefetture. Nel caso specifico invece le si sta gestendo in questa prima fase con i centri già autorizzati, quelli che non erano quindi i centri straordinari ma l'accoglienza di secondo livello. Quindi alcuni posti io penso ci siano già. Nel Padovano so che a giorni arriverà un nucleo familiare a Piazzola
e qualcuno su Padova città. Io non ho centri autorizzati di secondo livello, ma va fatta una riflessione tra tutti gli amministratori per ricominciare a trovare luoghi di accoglienza. A quel punto io sono dell'idea piccoli luoghi di accoglienza. Tra l'altro in questo caso si parla squisitamente di famiglie, di nuclei familiari in questa prima fase, poi ce ne saranno altre, non dimentichiamolo, perché cominceranno ad arrivare le persone che in qualche modo sono riuscite a scappare a piedi, certo, a mare, con vari mezzi, però bisogna partire, quindi un coordinamento tra di noi va fatto. De Carlo, qual è invece la sua posizione? E le faccio la stessa domanda. Lei a Calalzo è pronto ad accogliere dei profughi afghani? Se sì, a quali condizioni? Se no, perché? Beh, intanto partiamo da un presupposto che questa crisi non è figlia del caso, è figlia di una serie di errori che hanno visto nell'idolo del Partito Democratico, e cioè Biden, il presidente americano. De Carlo, si sta frizzando anche lei, ma adesso la rivedo. Prego, diceva Biden. Biden che è un po' l'idolo incontrastato del PD italiano, insomma, non è che non abbia delle responsabilità, perché quando tu lasci un teatro come quello dell'Afghanistan sei conscio, o meglio dovresti esserlo, di quali sono le implicazioni. E quindi io trovo assolutamente irresponsabile quanto è accaduto. Lo dico anche perché i toni trionfalistici del ministro degli esteri italiano Di Maio, quando annunciava il ritiro dalle truppe dell'Afghanistan, già mi vedevano preoccupato. Poi dopo tutto quello che ne consegue è l'evidenza di un fallimento della politica internazionale, insomma della politica estera, anche in quel contesto. Dico anche in quel contesto, perché dopo aver fallito nel Mediterraneo, aver fallito con la Cina e aver fallito anche in Afghanistan, direi che trattare un bilancio quantomeno decente mi sembra alquanto difficile. Cosa succede adesso? Succede semplicemente quello che capita ogni qualvolta ci sia un contesto di guerra vero, e cioè che ci siano orde e popolazioni. Chi non ha negli occhi quella terribile immagine della mamma che passa il bambino al soldato americano? Ecco, io credo che quella sia un'immagine che dovremmo conservare tutti nella nostra memoria, e tutti dovremmo cercare di fare qualcosa per le popolazioni afghane. Ricordo che il Cadore già iniziò con i profughi del Vietnam ad essere accogliente, lo fece poi con gli albanesi, anche se era un contesto differente, lo fece con i bosniaci, e credo che sia pronto di farlo anche per gli afghani. Attenzione però che non è sempre normale, diciamo così, oppure è tutto dovuto il fatto che siano sempre i sindaci ad accollarsi la gestione, la responsabilità anche di questa ondata di profughi, dopo che abbiamo visto una cosa alquanto strana, cioè che nel momento in cui sono diminuiti i compensi a favore di chi gestiva i migranti economici, i bandi delle prefetture sono andati pressoché deserti. Quindi qualcuno ci ha lucrato, non raccontiamoci bugie. E paradossalmente il fatto di aver lucrato in qualche maniera rende più difficile anche la gestione di questi che sono migranti che fuggono da una guerra e che quindi per i quali dovremmo avere un'attenzione decisamente differente rispetto a chi legittimamente vuole cambiare le proprie condizioni di vita, ma come ripeto sempre e più, è difficile mettere il contenuto di una damigiana all'interno di un bicchiere. Vi farei sentire le parole del ministro Luigi Di Maio pronunciate ieri nel corso del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Ha dato alcuni numeri su questa prima fase dell'accoglienza, ma l'impressione è che per l'appunto si tratti soltanto della prima fase. Sentiamo il ministro Di Maio. Riguarda l'Afghanistan, noi consideriamo imprescindibili come Italia 5 priorità. La prima è la priorità
legata alla protezione dei civili. La messa in sicurezza degli afghani che hanno collaborato a vario titolo con la comunità internazionale, di personalità che si sono esposte a favore dei diritti umani e civili, è al centro dei nostri sforzi di queste ore. Io vi parlo in questo momento dall'unità di crisi della Farnesina, da cui insieme al Ministero della Difesa, al Viminale e a Palazzo Chigi stiamo gestendo le operazioni di evacuazione dei cittadini afghani che hanno lavorato con noi in questi 20 anni. L'Italia è presente in questo momento con il console e un nucleo di militari presso l'aeroporto di Kabul e continua a lavorare per portare in salvo i collaboratori e gli attivisti che vogliono lasciare il paese. Per dare qualche numero, nel giro poco meno di una settimana abbiamo evacuato circa 1.600 civili afghani, nostri ex collaboratori e loro familiari, e il piano è di trasferirne in Italia circa 2.500. Questi quindi i numeri della Farnesina che sono stati messi in chiaro dal ministro Di Maio, mentre da Kabul e dall'Afghanistan arrivano racconti veramente al limite, come questa testimonianza di un giovane afghano che dice: sono stato frustrato dai talebani perché avevo dei jeans. Ma ne abbiamo sentito di ogni colore anche poco prima di collegarci con l'unità di crisi di Marghera, perché qui nostra ospite c'era una donna afghana fuggita dall'Afghanistan, Maria, che ci ha anche raccontato la sua esperienza con il burqa. Mi pare che a livello di principio tutti bene o male sono d'accordo sull'accoglienza, soprattutto in questa prima fase, dove parliamo anche di numeri limitati, però la prospettiva è che si apra un nuovo canale per l'autunno e che questa situazione vada a sommarsi a qualcosa che è già presente, ad un fenomeno immigratorio che comunque è tornato a crescere nei numeri. Questa è la prospettiva, Bisato, o mi sbaglio? È presumibile che possa essere una prospettiva per i territori, quindi su una cosa concordo con De Carlo. Visto che il problema ce l'abbiamo di fronte, lo sappiamo già fin da oggi, e non si tratta di capire se arriveranno, ma quando arriveranno queste persone, oltre a quelle gestite con come dire, i voli umanitari diretti da parte della Farnesina, nei prossimi mesi è presumibile che arriveranno persone via terra o altra modalità, che sono come dire, una fascia di popolazione molto più ampia, molto più in difficoltà anche da un punto di vista socio-economico, perché non hanno queste relazioni privilegiate con la diplomazia, e a quel punto si ripeta il fenomeno per cui le prefetture devono garantire un'accoglienza che è in termini di posto letto e qualcosa da mangiare, ma non deve crearsi l'effetto imbuto, almeno io la penso così, dei grandi assembramenti. Io ho sempre professato l'idea che fosse bene la microaccoglienza. L'ospitalità diffusa, diciamo così, una gestione diffusa dell'accoglienza. 1 per 1000, 2 per 1000, 5 per 1000, quello che serve in ragione del numero delle persone da accogliere, ma con una diramazione nel territorio che a quel punto non porta a far sì che ci siano dei luoghi di concentrazione che diventano delle vere e proprie polveriere nei confronti delle relazioni sociali con l'indotto che ci sta vicino. Ecco, De Carlo, questa formulazione, questa proposta di base di Bisato la trova d'accordo? Così il flusso diventerebbe gestibile e soprattutto è ipotizzabile a livello operativo questa strada? Beh, allora, abbiamo visto il fallimento dei grandi hub, Kona e quant'altro, insomma noi ce l'abbiamo ancora vivo sulla pelle ed è evidente che in certi contesti e su numeri limitati l'accoglienza diffusa sia l'accoglienza che meglio si addice a questo tipo di migrazione. Attenzione, perché i milioni di abitanti dell'Afghanistan sono 38. A questo si aggiungeranno tutti quelli che dichiareranno privi di documenti di essere afghani.
e che cercheranno di migliorare legittimamente dal loro punto di vista le loro condizioni, sfruttando, tra virgolette, la condizione, la guerra in Afghanistan, oppure il fatto che al potere ci siano i talebani per in qualche maniera passare ad una condizione di vita migliore. Quindi io credo che noi l'abbiamo sempre detto, che chi è rifugiato, che fugge dalla guerra, in qualche maniera vada aiutato, e quindi sì all'accoglienza diffusa per questi casi, ma credo che vadano fatti dei controlli all'entrata, e quindi non è impossibile farli. Cioè chi verrà con gli aerei evidentemente ha ragione Visato quando dice che è personale assolutamente privilegiato, perché sono quelli che hanno lavorato con noi, sono quelli che conoscono il mondo occidentale, sono quelli che in qualche maniera si sono prestati a fornire supporto alla nostra diciamo così, attività in Afghanistan. Poi arriveranno quelli che invece sono meno favoriti, arriveranno via terra probabilmente, e quindi credo che l'Europa tutta abbia il dovere di fare uno screening in entrata di quelli che sono veramente i profughi afghani e quelli che non lo sono. Detto questo, poi c'è tutto il mondo responsabile, ma con una responsabilità molto più grande del governo americano, che quindi non può girare la testa dall'altra parte perché i profughi arrivano in Europa, ma deve subito programmare, che intende mettere in campo per risolvere un problema che in qualche maniera ha contribuito a creare. A proposito, il portavoce del governo talebano nelle scorse ore ha di fatto lanciato un ultimatum agli americani. Il presidente Biden ha annunciato che il 31 agosto avrebbe ritirato tutte le truppe americane, quindi se estendono il limite significa che stanno estendendo l'occupazione e non ce n'è bisogno, ha detto il portavoce. Se l'intenzione è continuare ad occupare l'Afghanistan, si romperà la fiducia e ci sarà una reazione. Quindi di fatto se entro il 31 gli americani non se ne andranno completamente dall'Afghanistan, il regime, l'Emirato islamico dice: noi siamo pronti a reagire in maniera forte. A questo punto vi faccio la domanda diretta: cosa dovrebbe fare Biden in maniera molto pratica? Bisato. Serve secondo me un'ulteriore premessa. Allora, lungi da me difendere Biden per come ha gestito il passaggio, ma era un passaggio che tutti gli osservatori conoscevano, cioè è un accordo che viene da lontano, che viene ancora da Trump. Trump ha deciso e devo dire gran parte dell'opinione pubblica americana era di quest'idea, di ritirare le forze armate americane dal suolo afghano. Allora, si può fare una discussione che va fatta, amplissima, sul fatto che le forze occidentali e gli Stati Uniti d'America, dopo 20 anni, abbiano deciso, per tutta una serie di motivazioni, di ritirarsi da quel campo, primo elemento. Secondo elemento, come l'hanno fatto. La grossissima critica è sulla intempestività nell'operazione, nel non aver fatto un passaggio di consegna adeguato nei confronti di quel pezzo di Stato che nel frattempo in Afghanistan si era voluto formare e costituire. Allora io penso che su questo secondo aspetto, non quindi sul primo che attiene alle politiche globali su cui potremmo disquisire per giorni e giorni, non trovando probabilmente una sintesi adeguata. Non è possibile trasferire tout court la democrazia da uno Stato democratico ad uno non democratico, ma atterrebbe a discussioni filosofiche che ci porterebbero via molto tempo. Nel pragmatismo di queste ore, io penso che se anche gli Stati Uniti d'America finalmente fanno qualcosa in maniera coscienziosa e quindi non mollano il campo il 31, ma lo mollano di lì a 20 giorni, perché nel frattempo riescono a trasferire più persone possibili, questi gridano un po' alla luna, ma di più non faranno come talebani, perché di fatto hanno già ottenuto quello che volevano.
E De Carlo, devono mollare o no gli americani? Devono mollare o no del tutto, arrivati a questo punto, il 31 di agosto? Insomma, non mi pare che abbiano alternative rispetto a una scelta che hanno già fatto. Gli americani se ne sono andati, oggi sono lì, si fanno anche prendere in giro dai talebani, che gli dicono anche che se non se ne vanno entro il 31 agosto chissà che carneficina fanno. In realtà i talebani hanno tutto l'interesse a che gli americani facciano evacuare quante più persone ostili ai talebani possibile. Quindi è un gioco delle parti dove i talebani ulano alla luna, come dice Bisato, però in realtà gli americani sono funzionali al loro progetto. Loro vogliono fare uno Stato basato sulla Sharia, ma meno persone contrarie al califato ci sono e più contenti sono. Quindi se se ne vanno anche 20 milioni di persone contrarie a loro non possono che essere felici. Quindi se gli americani gli provano che tutto questo tempo serve per evacuare le persone, questi ne godono, di certo non se ne lamentano, però ripeto, diciamo fanno quasi un favore, ecco, questo è il punto. Ma senza dubbio fanno un favore. Tra l'altro, ecco, questo è un tema che sarà all'ordine del giorno del G7 che è stato convocato domani con Boris Johnson, il premier britannico, che sta già facendo pressioni su Biden per posticipare il ritiro delle truppe oltre il 31 agosto. Sappiamo anche poi che il presidente del Consiglio Draghi sta premendo a sua volta per un G20, quindi capace di inglobare anche quelle potenze che rimangono fuori dal G7 e che hanno un ruolo in quella regione assolutamente strategico, dalla Turchia all'India, Russia e quant'altro. Quindi anche questa, diciamo così, linea di Draghi è la linea giusta? Chiedo a De Carlo, che pure non sostiene il governo come Fratelli d'Italia, ma questa volontà di arrivare ad una gestione unitaria attraverso il G20 dell'emergenza può essere una strada? Ma guardate, adesso io non vorrei riprendere un vecchio detto che diceva che è come chiudere la porta di stalla quando le vacche sono già scappate. Ma cosa gestisci quando ormai c'è una situazione di quel tipo? Ma quando il ministro degli esteri annunciava il ritiro delle nostre truppe dall'Afghanistan, tra l'altro noi abbiamo lasciato sul campo oltre 50 morti, che si chiedono giustamente, comprese le famiglie, cosa siamo morti a fare. Cioè, qual è stato il nostro ruolo. E quindi oggi si discute di come gestire la crisi. Ma viva Dio, se sapevamo che ci saremmo ritirati con tanta di enfasi, finalmente ce ne andiamo dall'Afghanistan, non è da quel momento al momento in cui ce ne andiamo che si deve gestire una crisi, o aspettiamo che ci sia un casino assoluto per poi convocare G7, G20, G40, certo. G120? Diciamo che l'annuncio del ritiro, che risale ormai a qualche tempo fa, è stato corroborante per le milizie talebane, che hanno avuto tutto il tempo e anche la motivazione per rinsaldare la loro presenza sui territori. Sì, ma non è servito per esempio a tutte quelle persone che sicuramente avremmo potuto evacuare molto prima, perché in realtà non c'era più nessun motivo per cui avessero dovuto stare lì, se non quello di immolarsi in nome di non so quale causa, magari rimanendo in un ufficio a scartabellare carte in nome e per conto dell'Occidente, quando i talebani si armavano di Kalashnikov. Ecco, io non vorrei veramente che noi si andasse in giro per il mondo sull'onda del esportiamo la democrazia e poi ce ne andassimo così, facendo finta che la democrazia non ci interessa più. Bisato, i corridoi umanitari sono arrivati fuori tempo massimo? È di tutta evidenza che qualche errore è stato fatto, dei più anche, e più in generale va ripensato il ruolo appunto delle democrazie occidentali rispetto all'equilibrio mondiale. Essere stati lì per 20 anni e di fatto non essere riusciti non ad esportare la democrazia, che ripeto è qualcosa di filosofico e non ci attiene, ma ad esportare un minimo di ruolo dello Stato, perché se il passaggio di consegne doveva essere fatto e lo si sapeva da mesi,
Qui alla fine, negli ultimi giorni, è scappato il Presidente della Repubblica, sono scappati tutti e sono rimasti in mano il cerino ai poveri cristi che facevano i funzionari, gli addetti alle fotocopie, come ha detto De Carlo, o altri. Cioè, certo. Io ho l'impressione che non si sia nemmeno resi conto di quello che stava succedendo, perché ho sentito un'intervista molto interessante di un afghano che vive qui e che aveva tentato nelle ultime settimane di fare arrivare la propria famiglia, e come dire, la procedura era similare a quella che attiene ai nostri uffici di Stato. Ho fatto la domanda, mi hanno risposto, la pratica passa al seguente ufficio che ti darà risposta. Cioè non c'è stato la frenesia nel capire che stava venendo giù tutto. Ecco, questo è qualcosa di sensazionale visto dagli occhi di noi occidentali e in particolare degli americani. Certo. Veniamo a uno dei tanti fronti interni di Afghanistan, parleremo molto nelle prossime settimane, però appunto in queste ore il dibattito interno è incentrato anche su un'altra questione, quella dell'obbligo vaccinale, perché diversi scienziati stanno spingendo per introdurre l'obbligo di vaccini anti-Covid, posizioni autorevoli da parte di Abrignani, Ciciliano, tutti i rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico. Noi tra l'altro stiamo facendo un sondaggio su questo, stiamo chiedendo anche la vostra opinione, se appunto lo vedete. Ringrazio la regia di Tony Esposito e Andrea Basso. Gli scienziati spingono per l'obbligo vaccinale, giusto? Sì, il numero è quello in verde, no quello in rosso con la chiamata gratuita. E mi tocca ovviamente farvi la domanda diretta. De Carlo, giusto introdurre l'obbligo vaccinale? Boh, insomma, se è giusto o meno, il governo potrebbe introdurlo, visto che ha sempre preso per oro colato quanto gli comodava dal CTS. Io credo che ci siano dei profili di incostituzionalità, e non è un caso che non ci sia ancora l'obbligo vaccinale, ma ci sia questa tendenza a limitare le libertà di chi non ha il Green Pass per indurlo di fatto poi a vaccinarsi. Lo dico da ex malato di Covid e da vaccinato. Io ho fatto il Covid e mi sono sottoposto a fine maggio, cioè quando noi quarantenni, ancora per poco, ci hanno riservato quelle giornate di vaccinazione. Io sono stato uno dei primi che si è iscritto e si è vaccinato, quindi 30 di maggio, quindi lo dico da persona che si è vaccinata. Quello che colgo e percepisco, a fronte del fatto che in Italia sembra, lo dicono gli scienziati, che siano no-vax un 5% della popolazione, ci sia invece una ritrosia a fare il vaccino, per esempio nella nostra provincia Belluno, che è intorno ormai al 30%, e quindi vuol dire che c'è un 25%, una persona su 4, facciamola larga, una persona su 5, che non sono no-vax, ma semplicemente non sono ancora convinti, non li abbiamo ancora convinti, non li hanno ancora convinti della bontà o dell'efficacia e della non, diciamo così, pericolosità del vaccino. Su questo secondo me dovremmo lavorare. Perché oggi 1 su 3, 1 su 2, 1 su 4 non si vaccina, pur non essendo Novax? Non è che forse tutte le informazioni che il governo, sì, lì ha una grossa responsabilità, non è stato in grado di dare oggi, penalizzano e mettono, diciamo così, in difficoltà anche quelle persone che certo non vengono da una cultura Novax, anzi persone che si affidano alla scienza. Io lo dico e lo ripeto per l'ennesima volta, la mia ragazza che ha avuto un bambino 8 mesi fa non si è vaccinata semplicemente perché ad oggi nessuno è riuscito a spiegare se l'effetto che ha il vaccino sull'allattamento. Possiamo dirle che lei è una Novax? No, non me la sento. Tant'è che io mi sono vaccinato. Però ci sono dei dubbi che la scienza deve fugare e che la politica, una politica seria, dovrebbe aver già fugato.
Bisato, chiedo a lei, De Carlo si è frizzato, faccio la stessa domanda, giusto o sbagliato questo obbligo vaccinale? Guardi, io parto da una premessa che è quello che avete detto voi a margine della conferenza stampa della Regione del Veneto giornaliera. Lei a un certo punto ha detto che l'esperto presente in sala ha dichiarato che il 70% delle persone attualmente in terapia intensiva, intubate, a grave rischio di vita, non lo sarebbero se si fossero vaccinate, almeno il 70% di quelle. E quindi il circa 50, 52, 48 persone venete in terapia intensiva si sarebbero ridotte ad un numero molto ma molto più basso. Allora, il vaccino serve a proteggerci, il vaccino serve a farci tornare a una relativa normalità. Fatta questa premessa e detto che io quindi mi sono ampiamente vaccinato in prima e seconda dose, a differenza di De Carlo sono appena sopra i 50 e quindi quando la procedura me l'ha consentito, sono per almeno l'obbligo vaccinale per alcune categorie. La categoria che si occupa di sanità e la categoria che si occupa di scuola, due diritti fondamentali del nostro stare nella società, dovrebbero avere l'obbligo di vaccinarsi. La rappresentazione pubblica che faccio è: non vuoi usare l'auto, non vuoi guidare l'auto, ben venga, ma non puoi pensare che se vuoi usare l'auto non devi fare l'esame per ottenere la patente di guida. Quindi lei, la stessa cosa vale dice... per alcune categorie. Vuoi lavorare nel sanitario? Vuoi fare il medico? Mi aspetterei che un medico proprio manco si ponesse la questione, perché altrimenti questo affidarci ai miglioramenti che la medicina può fare per l'uomo, se non ce lo non ce lo trasferisce come concetto un medico, chi ce lo dovrebbe trasferire? E va bene. Ma poi aggiungo gli infermieri, gli operatori sociosanitari e quindi anche insegnanti, operatori della scuola devono vaccinarsi, perché altrimenti vuol dire limitare tutta una serie di possibilità di vita per il resto della popolazione. Altrimenti fai dell'altro, fai un altro lavoro. Io non ti obbligo, però se devi occuparti di quei temi, sai che una premessa fondamentale è quella della vaccinazione. Posizioni chiarissime, quindi lei dice per il momento non un obbligo generale, Bisato, ma un obbligo perlomeno per alcune categorie, mentre De Carlo dice io mi sono vaccinato, ma insomma dobbiamo prendere in considerazione anche delle situazioni che sono un po' al limite, come quello delle donne in gravidanza, o comunque questioni che sono ancora aperte e che forse bisognerebbero di maggiore informazione anche scientifica, che è poi un po' il punto toccato oggi dal governatore Zaia. Questo vi ricordo il nostro sondaggio odierno, mi dicono che stanno già arrivando migliaia di chiamate, quindi continuate a partecipare. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante, ritorniamo con De Carlo e Bisato fra pochissimo. Di nuovo in studio, di nuovo in diretta con Alessandro Luigi Bisato, segretario del PD regionale, e con Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia. Andiamo adesso a Belluno, voltiamo pagina, abbiamo parlato di Afghanistan, abbiamo parlato poi dell'obbligo vaccinale, ci sarebbero poi i temi del Green Pass e quant'altro. Sabato abbiamo assistito a nuove manifestazioni, ci sono anche delle denunce per quanto riguarda la manifestazione di Padova, però appunto la politica ci impone appunto di andare a Belluno, perché ieri era presente il leader del Partito Democratico Enrico Letta alla 54esima festa dell'unità al PUS di Ponte nelle Alpi. Non so se c'era anche De Carlo, ma poi ce lo dirà. Comunque sentiamo Letta.
Col PNRR arrivano adesso tanti soldi europei e si è detto tante volte che non si è mai vista un'occasione come questa. Questa occasione è importante non soltanto per i soldi in sé, ma perché ci consentirà di cambiare la bussola del nostro paese. Cambiare la bussola del nostro paese vuol dire inserire il concetto di prossimità, e la prossimità vuol dire rendere la montagna centrale. Quella prossimità che abbiamo imparato ad apprezzare tutti ancora di più durante la pandemia che abbiamo vissuto, che ci ha cambiato, che è stata drammatica, ma che ci ha cambiato dentro e ci ha indicato molte nuove priorità. Ecco perché il lavoro che abbiamo fatto con questa pre-agorà sulla montagna a Ponte nelle Alpi è stato per noi il senso di mettere la montagna al centro con tante idee, tante proposte, ed è un impegno perché la prossimità non sia soltanto una vuota parola retorica. Così Enrico Letta, Ponte nelle Alpi. Io prima scherzavo, ma fino a un certo punto, perché so che De Carlo è sempre molto inclusivo, quindi probabilmente lei è già stato alla festa dell'unità di Ponte nelle Alpi, non lo so. Non così inclusivo, ecco. Sono inclusivo, ma sono... No, io in realtà aspettavo che Pisato mi invitasse e non l'ha fatto, e sono profondamente offeso. Tra l'altro sono passato invece, ho piantato quella bandiera tricolore che c'era di fianco a Letta, e quindi ho lasciato la bandiera e poi me ne sono andato. Quando si dice piantare la bandiera, sostanzialmente così. Ho piantato una bandierina anche a Pus. Anche a Pus di Ponte nelle Alpi. Ma veniamo al contenuto. Comunque è un importante segnale politico che un leader nazionale arrivi a Belluno e parli di montagna. Di montagna se ne parla da anni e molto spesso poi in termini operativi si fa poco. Questa volta c'è questa occasione, che è un'occasione del piano di resilienza, del PNR, del recovery plan. Secondo lei, De Carlo, è una buona occasione? I territori di montagna riusciranno a farsi sentire almeno stavolta? Beh, innanzitutto bene che Letta sia venuto, insomma è uno che in questo momento ha parecchio tempo e quindi lo può dedicare anche a visitare i territori. Sì, è una grande opportunità quella del PNR, ci sono un sacco di risorse, come sapete qualcosina a fondo perduto e tanto come debiti contratti con l'Europa, dobbiamo sfruttarle. È chiaro che ne arriveranno anche alla montagna, non ne arriveranno solo alla montagna e prepotentemente di più alla montagna, ne arriveranno anche alla montagna. Dovremo essere bravi, considerato che non ne avremo poi per chissà quanti anni, perché questa è una cambiale che firmiamo e faremo pagare alle generazioni future, ad usarli bene. Quindi ha una riflessione su quelle che sono le aree interne, perché io non credo che l'area interna sia solo qualche comune, non tutti i comuni della provincia di Belluno, ad esempio, perché o cominciamo a ragionare che la provincia di Belluno è un'area interna, è un'area che ha bisogno di sostegno, è un'area montana, oppure facciamo un po' fatica poi a fare figli e figliastri sui territori e magari a non avere una visione organica di quello che potrebbe servire. Però io sono a disposizione, tra l'altro mi auguro che tra un anno, poco più o poco meno, si possa tornare a votare e si possa anche cambiare questo assetto governativo e poi si possano utilizzare le risorse secondo la visione anche nostra, non solamente quella del PD o dei partiti che oggi sono la maggioranza della maggioranza. Ecco. Bisato, lei è appunto segretario del Partito Democratico, è anche sindaco di un comune importante della Padovano, quindi di pianura. Le chiedo, la montagna è un valore, è un territorio nel suo insieme che viene considerato dalla politica che non è di montagna? Le faccio questa domanda da bellunese, per anni mi sono occupato di temi relativi appunto alla montagna, alla specificità, all'autonomia di quei territori, ma l'impressione è che poi fuori dalla montagna, una volta arrivati nella fascia pedemontana in pianura, il tema non sia in cima all'agenda politica. C'è la possibilità di una nuova mentalità in materia? Il rischio è sempre dietro l'angolo, quello di ricordarsi della montagna solo in certi momenti e non metterla al centro dell'agenda politica. Quindi da questo punto di vista devo dire che la mattinata vissuta ieri, io c'ero, è stata molto interessante per
un aspetto simbolico che ha già ricordato lei, dottor Arboit, ossia che un segretario nazionale del secondo o terzo partito in Italia dedichi una domenica di agosto, tra l'altro nel pieno della propria campagna elettorale in un collegio che è lontanissimo dal Veneto, che è in Toscana, per venire a fare queste agorà democratiche, che sono uno spazio aperto di discussione sul tema, nel caso specifico sulle aree periferiche, sulle aree interne, perché poi periferiche ne è una conseguenza, ma aree interne e montagna, per capire come possano essere appunto al centro della politica. Io penso che la pandemia, da questo punto di vista, senza tratteggiarlo con uno sguardo da presepio, cioè ma che bello, non voglio più correre, decido di andare in montagna, perché è un po' passato anche questo messaggio, che io penso che a chi vive in montagna non sia il massimo della vita, perché vorrebbe dire relegarlo a il presepietto. Invece se 10 milioni di abitanti in Italia a fronte di 60 milioni di abitanti vivono in aree interne o di montagna, debbano avere le stesse possibilità di tutti gli altri abitanti della nazione intera, con dinamiche diverse ma con opportunità simili. Cioè, se io infrastrutturo tutto il territorio con un sistema di banda che porti tanta connessione, è possibile a quel punto che volontariamente un trentenne decida di andare ad abitare nell'Interland o nel pieno del centro vitale di Milano, oppure anche di prendere una scelta di vita e di vivere a Calalzo, perché la connessione gli permette di lavorare anche da lì. E cosa che è emersa ieri, che io condivido, e che esprimevano dei giovani al tavolo, giovani amministratori, riportavano un altro elemento che io non avevo così decisamente considerato e che invece è un tratto essenziale. Cioè, la vita non è fatta solo di lavoro, quindi serve il lavoro vicino a casa per mantenerti la tua vita e quella della famiglia che vai a costruire, ma serve anche avere la possibilità di sviluppare le proprie passioni, di poter andare a un concerto e di non dover decidere che per ascoltare il proprio mito della musica devo farmi la prima volta 250 chilometri. Quindi nel luogo in cui vivi, che sia in montagna, che sia in pianura, che sia nella periurbano o che sia nella pedemontana, di qualsiasi luogo in Italia, ci devono essere delle opportunità simili. Il PNRR, da questo punto di vista, è un passaggio strettissimo ma dirompente, che già solo a parlarne 2 anni fa probabilmente ci saremmo arrovellati intorno a un ragionamento, ma non avremmo mai potuto dire da amministratori coscienziosi che c'era la possibilità di cambiare pagina. Invece adesso ci sono le possibilità. Questa volta ci sono le condizioni, quindi. E chiudo con questo, chiudo con un ricordo, e qui chiamo in causa De Carlo. Un uomo di montagna sicuramente era il senatore Paolo Saviane, che è morto venerdì scorso all'ospedale di Padova a 59 anni. La politica bellunese e non solo è in lutto. Lei, De Carlo, le chiedo in 30 secondi se può darci un suo ricordo. Beh, insomma, è evidente che la politica bellunese perde un suo protagonista, insomma, quello che è stato in questi 3 anni, ma anche prima durante la sua segreteria della Lega, ma soprattutto negli anni in cui nel primo governo di questa legislatura si occupò anche dei fondi di confine. Lo fece sì con un straordinario attaccamento al suo territorio. Io sarei ipocrita a dire che i rapporti che ho avuto con Saviane sono sempre stati rosa e fiori, anzi non siamo andati d'accordo per tantissimo tempo, un po' colpa mia, un po' colpa sua, insomma la verità sta sempre nel mezzo. Quando sono arrivato al Senato le cose sono molto migliorate, tanto che abbiamo stabilito, oltre che un rapporto, anche una collaborazione sui temi provinciali, penso proprio alla provincia, a BNGSP, al consorzio, dove abbiamo fatto tanti ragionamenti insieme a Dario Scoppelli di Forza Italia, a Gidoni,
della Lega anche lui, e in qualche maniera abbiamo imparato a rispettarci e a considerarci interlocutori credibili, ecco. Abbiamo recuperato molto un rapporto che non era buonissimo e quindi lì ho cominciato ad apprezzare la schiettezza e la correttezza anche in tanti atteggiamenti. Mi fa molto piacere da padre vedere che sua figlia, l'ho letto sul giornale, si candiderà in Alpago e vuole farlo nel solco del lavoro di suo papà. Credo che questo sia per un padre una delle più grandi soddisfazioni e credo che Saviani ne sarebbe ultra felice, a dimostrazione di che quando si semina bene poi dopo quel seme resta anche in famiglia ma anche fuori, e quindi auguro alla giovane Saviani di poter essere utile alla sua comunità e di farlo nel ricordo ma anche nell'esempio di suo papà. Grazie Luca De Carlo, sono davvero in chiusura, grazie ad Alessandro Luigi Bisato per la vostra disponibilità, abbiamo toccato temi importanti e ovviamente ci aggiorniamo perché ci attendono settimane molto calde anche sul fronte politico. Non abbiamo parlato della variabile elezioni amministrative 2021, questo la dice lunga su quanti argomenti ci siano sul tavolo in questi giorni. Grazie davvero Bisato, grazie De Carlo, buon lavoro, a presto. Siamo in chiusura, la notizia del giorno ve l'ho ricordata, questa rapina a Chiarano, una donna di 60 anni che è stata immobilizzata nella sua abitazione, rapinata di 200 euro e di vari monili d'oro, stanno indagando i carabinieri. Questa sera tutti i dettagli nel corso dei nostri telegiornali. E a proposito, ritorniamo in onda alle 18:30 con l'edizione del Veneto, alle 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Ringrazio e saluto dalla regia Tony Esposito e Andrea Basso, saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione, buon proseguimento.